anche questa mattina apriamo con le letterine, come ogni mattina ormai, perché sino a Pasqua leggo ancora le letterine di Natale e perciò ogni mattina leggo delle letterine che sono arrivate al Banco Solidale per ringraziare. Fino adesso hanno sempre ringraziato. Caro Babbo Natale, come stai? Spero bene. Volevo ringraziarti tantissimo per gli addobbi, la spesa che mi dai, soprattutto la signora Mirella per la continua voglia di donare e di darci l'oro per noi, poveretti. Ringraziare da parte mia Babbo Natale, quest'anno non ho nulla da chiedere a te, l'importante per me è che tu stia bene. Grazie mille, passa un bel Natale. Questa dedicata a Mirella e a Babbo Natale. Bellissimo questo bigliettino, vedete? Vedete che pensano ancora al Babbo Natale. Allora io poi leggerò i redditi dei parlamentari veneti depositati al 7 dicembre 2024 perché saluto gli ospiti. Abbiamo in presenza il professore Eugenio Manzato, già direttore musei civici e scrittore di L'ultima notte del dottor Romani. Grazie professor Manzato di essere qui. E saluto anche l'avvocato Bortoluzzi. Grazie avvocato di essere qui con noi, perciò con lei parleremo di questi aumenti che vogliono questi parlamentari e come mai non si rendono conto che poi queste notizie arrivano a questi che vengono al Banco Solidale, che sperano che Babbo Natale si ricordi di loro, loro si ricordano di Babbo Natale, ma mi sembra che la strada sia molto erta e difficile, avvocato. Sentiremo anche cosa ne pensa lei, visto che lei è stato anche un politico, e soprattutto questa poca etica, questo poco rispetto per le famiglie che non ce la fanno, per i poveri, 6 milioni di poveri. Allora, professor Manzato, Eugenio Manzato è una persona che Mirella conosce da tantissimi anni, soprattutto ho sempre ammirato la sua leggerezza nel comportarsi, nell'esprimersi, eleganza, etica, ma soprattutto cultura, questa cultura che forse abbiamo dimenticato, si legge poco, si scrive poco, però la scuola può fare quello che può fare e nella Carta dei Valori io ho avuto dei ragazzi, professor Manzato, ospiti qui a Sveglia Veneti, diverse classi, una scala da 1 a 3, ho chiesto cosa mettete primo, secondo e terzo posto. Vediamo se indovina, professor Manzato, cosa hanno messo il primo, secondo e terzo posto. Allora, le risposte che darei io, la salute, ma perché io ormai ho una certa età. No, ma come ragazzi? Come ragazzi, non so, la famiglia. Il primo posto cosa metterebbe? La famiglia. Secondo? Secondo, un po' di divertimento. Terzo? La scuola. Sentiamo l'avvocato Bortoluzzi, vediamo secondo lei cosa hanno messo i primi 3 posti questi ragazzi dei diversi istituti. Prego, avvocato. Ma spero abbiano messo al primo posto, sì, anch'io la famiglia, come dice il professor Manzato, poi il lavoro e soprattutto il futuro magari in questo paese. La speranza, insomma, ecco, nel futuro di poter lavorare e farsi una famiglia in questo paese, di non dover guardare magari ormai a qualche altro paese, magari europeo, in cui il lavoro e la famiglia sono maggiormente valorizzati. E al terzo posto? Ma sapendo insomma quello che pensano i giovani, sì, il professor Manzato dice così il divertimento, io dico magari anche la pace e la tranquillità, magari di vedere davanti un periodo di prosperità e di pace come un po' quello che è stato alle nostre spalle negli anni 60-70, insomma il dato della speranza credo che sia un po' centrale e non so, insomma vedo dei giovani molto sfiduciati, ecco, quindi spero che abbiano messo questo. Allora vi stupirò, anche se avete indovinato il primo posto, che invece altri ospiti che ho avuto non se lo immaginavano, sono rimasti stupiti. Al primo posto la famiglia.
Al secondo posto la scuola. Che bravi. Al terzo posto l'amicizia. Che bravi. Guardate che siccome non si conoscevano tra di loro, bravi. perché erano di vari istituti, veramente Però hanno stupito. hanno coinciso. Vedi. Nessuno sapeva meglio di quello degli che altri. pensiamo. Meglio di Bravissimo professor Manzato. Questa la dice lunga se conosciamo veramente i ragazzi. Chi avrebbe mai detto? Molti ospiti mi hanno detto i social, questa nuova tecnologia, hanno messo di tutto. Famiglia, scuola, chi Bravi. l'avrebbe mai detto? Al secondo Bravi. posto la scuola, terzo l'amicizia, gli amici, l'amicizia. Per me è fondamentale. Cosa dice professor Manzato? Pensandoci bene, è giusto che sia così, è giusto che sia così. Di che generazione sono? Quanti anni Quindicenni, quattordicenni, quindicenni. Bene, allora fa anche ben sperare. diciottenni, perciò abbiamo visto, fa ben sperare. Allora lei mi raccontava, prima eravamo fuori onda, parlavo col professor Manzato, la storia di una volta del bambino, del piccolino. Il professor Manzato ha fatto un'età che adesso in euro, perciò io ho detto che ha 40 anni, lo dico, in agosto ha compiuto 40 anni in euro il professor Manzato, che si divide a metà, perciò ha 40 anni, perciò chissà quanti libri scriverà ancora il professor Manzato. Mi auguro. Com'era la storia del bambino di una volta, della famiglia, della comunità, dell'amicizia? Prego, io sono cresciuto in campagna, a Quinto. Adesso è periferia di Treviso, quella volta era campagna, e c'era molto il senso della comunità, per cui se tu ti allontanavi un po' da casa c'era subito qualcuno che ti diceva ma tua mamma sa che te sì da sta parte qua. No. Quindi si era sorvegliati, contenuti, dava sicurezza questa comunità. E poi c'era molto la parrocchia, allora la scuola, le entità educative, diciamo, la famiglia innanzitutto, con molta severità, c'era molta disciplina. Poi la scuola, naturalmente, e la parrocchia. Scuola e parrocchia coincideva il giro dei compagni. No. E quindi erano queste tre entità che andavano tutte nella stessa direzione: l'obbedienza, il sacrificio, l'impegno. No. Questa è l'educazione che ho avuto io. E lo studio, insieme con lo studio, ma studiare mi piaceva, per cui non era un sacrificio. Però lei mi ha anche raccontato che lei viene da una famiglia benestante, però quando andava a scuola era importante non essere diverso dagli altri. C'era molta austerità sia in famiglia, non si sprecava nulla, no. Ma poi anche, io ero l'ultimo di 4 fratelli, quindi si passavano i vestiti, i cappotti sempre a doppio petto, perché così andavano bene, si incrociavano, no? Bambini, il famoso doppio petto. Bambini e bambine. E il papà mi mandava a scuola con le gaiosse. Le gaiosse erano queste, non so neanche come si chiamano in italiano, forse... Erano delle ciabatte alla fine, no, non erano degli zoccoli, ma come delle scarpe con la suola di legno rigido. No. Perché il papà non voleva che io fossi diverso dagli altri, che mi sentissi diverso, in qualche modo superiore agli altri. Quindi c'era questa anche molta attenzione a non esibire. No. Allora, invece quello che abbiamo piacere di sapere, e loro devono esibirlo perché è legge, sono i redditi dei parlamentari veneti, appunto depositati al 7 dicembre 2024. Udite, udite e capite bene. Allora, Carlo Nordio, Fratelli d'Italia, 260.887 euro. Martina Semenzato, 229.822. Matteo Gelmetti, 192.295. Boscaini Maria Paola, 165.230. Lorenzo Fontana, 155.471.
Erika Stefani 147.235, Marco Osnato 131.265, Elisabetta Gardini 128.165, Enrico Cappelletti 127.242, Marco Padovani 123.547, Ciro Maschio 124.000, Massimo Bitonci 123.256, Paolo Tosato 119.705, Anna Maria Bernini 118.139, Pier Giorgio Cortellazzo 117.791, Maddalena Morgante 117.477, Alberto Stefani 115.684, Bisa Ingrid 115.000, Marchetto Aliprandi Marina 114.000, Zanettin Pierantonio 112.260, Gianmarco Mazzi 111.848, Aurora Floridia 108.303, Daniela Sbrolini 107.240, Maria Cristina Caretta 106.374, Silvio Giovini 103.910, Adolfo Urso 103.366, Nadia Romei 103.068, Mara Bizzotto 102.217, Beatrice Lorenzin 101.794, Andrea Martella 100.592, Pretto Eric Umberto 98.475, Arianna Lazzarini 98.471, Rachele Scarpa 98.471, fa tombo, Gianangelo Boff 97.474, Barbara Guidolin 97.875, Andrea Ostellario 89.864. Questi sono tutti i partiti i parlamentari dei partiti, tutti i partiti, quelli che hanno denunciato, che qualcuno o si è dimenticato ancora, lo deve ancora fare. Avvocato, come commentiamo queste cifre? Naturalmente tutto regolare, tutto a posto, con quello poi che è uscito. Sono uscite in un momento molto difficile per la, diciamo, 3/4 di popolazione, sì, forse sì, visto che continuano a aprire i banchi solidali, visto che abbiamo 6 milioni di poveri, eppure c'è qualcosa che non torna. Siccome è pubblica la cosa, perciò è giusto anche leggere, perché magari qualcuno non ha neppure i soldi da prendersi il giornale, perciò è giusto anche che lo sappia, visto che le tasse comunque le deve pagare. Cosa ne pensa, avvocato? Questa poca etica, quella che diceva invece che aveva il professor Manzato, che avevano anche, diciamo, una vecchia politica, ecco, una vecchia politica ce l'aveva, tanto è vero che molti la rimpiangono, perché per carità mangiavano ma lasciavano un po' di ciccia a noi, invece adesso ci lasciano le ossa, forse neanche quelle a volte. Prego, avvocato. Ma Mirella, allora i numeri si commentano da soli. Il dato, perché poi se li guadagnassero per davvero, se lavorassero per davvero per quello che devono fare, forse non si porrebbe neanche una questione così urgente e così fastidiosa di dover parlare anche di questi temi qui. Il problema è che qualche anno fa abbiamo fatto una riforma in cui abbiamo diminuito il numero dei parlamentari e il numero dei senatori per diminuire i costi della politica. È andata a finire che per il Senato e per la Camera continuiamo a spendere quello che si spendeva prima, e quindi è anche evidente che se i senatori e i deputati sono di meno, adesso guadagnano, prendono anche di più. Che dire, si dimostra sempre di più la distanza tra i cittadini e i politici. La mancanza di etica poi chiude il cerchio, perché è una classe politica che ha poca credibilità, pochissima ormai, e quindi forse in passato, quando c'erano politici di vecchio stampo, questa materia era trattata con un attimino di più cura. Ha anche una logica, se vogliamo riconoscere uno stipendio importante ai parlamentari, ai senatori, ai nostri rappresentanti politici, perché
in passato si pensava che così facendo avremmo comunque avuto la possibilità di coinvolgere in politica anche qualcuno che magari, guadagnando molto nella propria professione, nella propria attività, non sarebbe stato lontano dalla politica per una questione di soldi. Adesso questa cosa è completamente saltata e francamente in questo periodo molto difficile sentire questi numeri è abbastanza scioccante, insomma. Penso abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo, avvocato Bortoluzzi, se no mi cade la linea. Vai Rinaldo. Eccolo qua. Rinaldo. Niente, allora professor Manzato, ecco, ci sei? Sono i tuoi ospiti. Innanzitutto è Ista che ti ha fatto capire, che tutti questi soldi investiti su questi politici, cosa gli ne fruttano gli altri cittadini? Cosa è che produce i politici? Cosa fai? Parole, diciamo che per fare parole e promesse. E tu dici che è vergognoso, c'è da vergognarsi, gli dà 3 euro a un pensionato, ma è non una vergogna, ancora di più. E chi tira questi soldi da vergognarsi, gli viene in televisione a darne ordini, consigli agli altri, andiamo da spalagnare qua, andiamo da spalagnare là, e ora così può fare. Ma anche a farle vedere queste robe, è una vergogna. Offende i poveretti, la povera gente che non sa come mettere insieme il companario con la cena. Ma di cosa parliamo, Mirella? E parliamo di giovani. Come aiutiamo i giovani? Veniamo via da venire. Non gli dà niente davanti le ore. Perché cosa hai? Uno che va a studiare, se un laureato o cosa, e va a fare il cameriere al Paese Basco. Per forza va all'estero, se non è, o se hai ancora peso, io se hai in Italia, era il fiorello all'occhiello dell'Italia, perché andava benissimo, ne curava, avevamo assistenza, adesso non tiene niente, ti buttare, se ti sai le pene, se no ti muori. Le cose vengono in cerca, della politica, cosa che hai fatto? Armi, tutte robe che non serve, in cerca di fare navi, di fare questo, elicotteri, missili, per cosa fare? Vogliamo a casa e più che armi non vendiamo, non facciamo. È utopia, è una roba che non sta in cielo intera, deve diventare bravi i politici, però una volta i politici nel 50 non aveva tutti questi schemi. De Gaspari, quando andava al Senato, andava in treno, scappava il pullman, qui esempi. È giusto che adesso in Gambia si scappa un franco, è giusto, perché si fa bene, ma Mirella è una presa in giro totale. Mirella, ti saluto. E buona giornata a te e ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Professor Manzato, quello che veramente invece traspare è che si investe poco nella cultura, nella ricerca, e sono veramente delle parole molto significative per il futuro, per i giovani. Cosa ne pensa? L'importanza della cultura, dell'arte. Sono veramente, visto anche il paese, questa Italia che tutti invidiano per le opere d'arte che abbiamo, per quelli che i grandi mecenati di una volta ci hanno lasciato, investivano nella cultura. Prego. Allora, innanzitutto volevo, se mi è consentito, dire che il pagare bene i parlamentari è una cosa giusta, no? Perché se fanno il loro lavoro sono equiparati a dei dirigenti. No? Il Parlamento legifera, il governo governa e ognuno fa il suo lavoro ed è giusto che questo lavoro venga riconosciuto.
Io sono stato contrario al taglio dei parlamentari perché si toglie rappresentanza ai territori, no, e abbiamo visto che non ha sortito l'effetto che voleva, cioè della diminuzione delle spese per la politica, ma sono una spesa giusta, perché è la spesa per la democrazia. Altro discorso invece è il discorso che faceva l'avvocato, che ci sono delle persone che non hanno di che vivere. Il discorso che faceva anche lei, no? 6 milioni di poveri, ecco, su quello bisogna intervenire, però è un discorso diverso dal reddito dei parlamentari. Ci sarebbe da entrare nel merito di qualcuno, però vedo in generale, no? Intorno ai 100.000 euro è la paga di un dirigente. Se loro fossero un dirigente qualificato, guadagna mediamente quello che guadagnano i nostri parlamentari. Per quanto riguarda le spese per la cultura, la spesa per la cultura va considerata un investimento. No. Faccio un esempio così pratico a proposito di cultura. Un amico qualche anno fa mi dice: fai il commercialista, no, quindi molto proiettato sui soldi, sul guadagno, eccetera. Cioè, mio figlio vuole fare filosofia, dissuadilo. A me chiedi di dissuadere tuo figlio? Sì, ma cosa fa con una laurea in filosofia? Farà quello che vorrà. Gli ho fatto l'esempio pratico, no? Uno che si occupa di relazioni umane all'interno di un'azienda, per esempio, con la filosofia. Adesso questo ragazzo si è laureato in filosofia a Heidelberg, è andato quindi scuole alte, diciamo così, e sta facendo delle scelte molto importanti per sé, ma anche per la società, nel senso che si è messo a servizio, perché a questo serve la cultura, a guardare con gli occhi che non sono solo quelli del guadagno, come sarebbe il papà, no? Che diceva: ma un buon guadagno, io col mio studio di commercialista guadagno, eccetera. Non è solo quello, certo c'è da guadagnare per vivere in maniera dignitosa, ma c'è molto di più al di là di questo. La cultura è questo che ti dà uno sguardo diverso sul mondo. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Prima diceva il signore che ha appena parlato che lui trova giusto che i parlamentari che governano bene, se i parlamentari governassero bene, è giusto che vengano anche pagati bene. Ma bisogna tenere presente che i nostri parlamentari sono i più pagati nel mondo. Addirittura i deputati spagnoli guadagnano metà, se non meno, di quello che guadagnano i nostri. Seconda cosa, non è solo i parlamentari, è quello che guadagnano i calciatori, i manager pubblici e molte altre categorie. Se venissero tassati in maniera adeguata, ci sarebbero molti più soldi anche per i poveri. Vi saluto e grazie. Grazie Livio. Professor Banzato, lo dico anche all'avvocato Bortoluzzi, il problema è che manda avanti il paese non è il parlamentare, non è il politico, è l'operaio, è l'artigiano, sì, è il piccolo e medio industriale, che poi in questo periodo sono con le spalle al muro, perché hanno azzerato quello che era il nostro know-how, il nostro Made in Italy. Eravamo di creativi, siamo di creativi, da niente riusciamo a tirare fuori delle cose meravigliose perché è il nostro DNA, gli altri copiano, molti paesi hanno copiato, eppure non hanno capito questi parlamentari che dice lei, che sono là per far andare avanti il paese, perché noi, come dice lei, li eleggiamo, ci fidavamo e perciò pensavamo che avessero capito l'importanza di queste realtà che avevano. Ci ritroviamo con un'Italia che dal quarto posto che era come potenza, siamo gli ultimi della classe, abbiamo le multinazionali
che hanno preso la polpa e hanno lasciato, come ripeto, le carcasse, solo carcasse. C'è l'operaio che continua a urlare che non ce la fa più con questo stipendio, perché lei parlava, se lavorano bene, anche l'operaio lavora bene, professore, anzi è quello che lavora più di tutti, quello che fa fatica, che suda e lo fa in silenzio, lavorando e portando avanti la fabbrica. Io dico sempre sì, per carità il CEO, ma se l'operaio non lavora, il CEO non esisterebbe. E allora perché tagliare le gambe proprio a quello che era la forza del paese? L'operaio, l'artigiano, il piccolo e medio industriale, per dare spazio a cosa? Per arrivare dove alla fine? Che siamo tutti impoveriti? Che neppure con 2 stipendi ce la facciamo? Avvocato Bortoluzzi. Ma, Mirella, in quello che tu hai detto ci sono tante verità, ma secondo me c'è un errore di fondo, perché tu parli dei parlamentari come sono lì per governare, sono lì in realtà per fare niente, bisogna dirlo con chiarezza, ma non perché lavorano poco, ma perché ormai il ruolo del parlamentare è una specie di influencer che va a fare qualche inaugurazione, taglia dei nastri, si fa un po' di foto, dice qualche ruffianata per andare sul giornale e il suo lavoro è fatto, ma d'altra parte mica li eleggiamo noi. Sono autoeletti perché sono autonominati, sappiamo bene che insomma sono anni che non mettiamo più le preferenze, no? Quando andiamo a votare, e quindi di cosa vogliamo meravigliarci? Secondo me non siamo più una repubblica parlamentare, e quindi quando tu dici che c'è, in sostanza il tuo discorso è quello che dici, è che c'è una grande distanza tra la politica e i cittadini, è perché non abbiamo più una rappresentanza. Manca all'interno del Parlamento, mancano delle persone che ogni tanto prendono il governo e lo riportano sui temi importanti che hai toccato tu, che è il nostro futuro, quello che deve fare il paese, un paese che era creativo, che era industrializzato. Manca qualcuno che li riporta sul tema della discussione. Tu vedi anche negli ultimi 2 o 3 giorni stiamo parlando della legge di bilancio che smuove decine di miliardi, stiamo parlando dei 7.000 euro al mese da dare in più o in meno ad alcuni ministri. Sì, vabbè, è chiaro che non è momento per dare soldi in più ai politici, però è solo questo il problema dell'ultima finanziaria. No, ma vede, avvocato Bortoluzzi, non è che è solo questo il problema, è anche questo il problema. Certo. Perché a casa si sentono presi in giro, perché lei deve rapportare i 2 euro che prende il pensionato ai 7.000 euro, 5.000 euro, perché non si è mica capito bene ancora, 3.000 euro, quanto sarà o non ci sarà l'aumento. È la presa in giro, perché vede, avvocato Bortoluzzi, il nostro guaio, sa qual è stato? Minovò combatta, guai parlare, guai a disturbare il parlamentare. Basta vedere per la strada, la gente si inchina, cioè sembra che passi il Messia. Ma capisce che non si può più stare zitti, avvocato? Non è il problema, ma è anche questo il problema, che ci stanno prendendo in giro. Perché lo sapevano che queste cose venivano fuori in un momento dove la povertà a 6 milioni non riusciamo a dare risposte. E anche questo è il problema, la mancanza del rispetto del cittadino italiano. È questo il problema, non è la cifra al parlamentare, è la mancanza di rispetto per quelle persone che non riescono a curarsi. Io oggi i miei volontari stanno dando la borsa della spesa, e come me tantissime altre realtà in questa settimana, perché sennò a Natale non mangerebbero. Ci sono le mense aperte a Natale. Questo si deve parlare, avvocato, perché con 7.000 euro io posso comprare tante cose per aiutare il popolo in difficoltà, il popolo che ha lavorato, l'anziano che si ritrova con 500 euro di pensione. È una vergogna, avvocato Bortoluzzi. Io mi domando quando questo paese riuscirà a capire che bisogna iniziare a parlare, a fare rumore. Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. E buongiorno ai suoi ospiti.
Ecco, mi rivolgo al signore che ha detto che praticamente sono giusti, sono paragonati i dirigenti. Questo è vero e sarei perfettamente d'accordo. Cosa ne dice praticamente di questi signori che hanno approvato? Io sono un pensionato di Serivetta. Quando ho visto che hanno fatto il 110 ho telefonato subito alla Mirella. Questo qui faranno un disastro, faranno un buco di bilancio che chissà per quanti anni andranno avanti. E vede quanti soldi e li meriterebbero portargli via stipendio per tutta la vita, la pensione e tutto, perché un danno del genere non si può fare alla nazione. Questi qua non parlano niente e vanno avanti. Poi un'altra cosa, Mirella, un altro scambio di voto. Ogni volta noi ci sentiamo dire dalla Regione, dei dirigenti della Regione e dei politici, che loro non applicano una legge, una tassa regionale e che andrebbe pagata a 80 euro a testa. Ma io sono contento di pagarne anche 160, ma se questi soldi andrebbero sulla sanità, che c'è questa emergenza e tirare via le liste d'attesa. Cioè, perché è inutile che io risparmio 80 e ne spendo 200-300 andare sui privati. Cioè, vede che è una contraddizione. Ecco, mi rivolgo a lei che avrà la stessa età mia. Una volta i politici ci adescavano quando avevamo ancora i pantaloncini corti, ci portavano dentro nelle segreterie. Io ho lavorato in una pubblica amministrazione quando c'era crisi, il sindaco che prendeva solo il sindaco l'indennità di carica, non c'erano né assessori, prendevano solo un gettone di presenza, i sindaci e i consiglieri. Il sindaco ha devoluto tutti i suoi 5 anni di mandato, li ha devoluti alla scuola materna di Tessalto. Cioè, vede, quella era la vera politica. Facevano le riunioni, adesso lei giustamente, come ha detto l'avvocato, vanno per televisione, imparano la poesia a memoria, vede come parlano bene tutti quanti quando vanno per televisione. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Abbiamo sentito anche Gianfranco Valeri, grazie Gianfranco. Professor Manzato, l'importanza invece della cultura anche a scuola. Io ho sentito diversi ragazzi, molti vorrebbero una scuola più vivace, sì didattica ma una scuola vivace. Può diventare vivace la didattica, oltre alla didattica la scuola, appunto anche con la lettura, con la creatività. Molti istituti hanno la possibilità di fare anche teatro, di avere una scuola di musica, ma io non devo essere fortunato ad essere in quella scuola o avere quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è imparare a leggere, a scrivere, a conoscere, a sapere, e la cultura può portare a questo. Come vede la cultura a 360 gradi? Allora, noi siamo fortunati a vivere in Italia. Noi cresciamo in mezzo alla bellezza. A Quinto noi abbiamo, faccio per dire, in chiesa un capolavoro di livello mondiale che è la Pala di Lorenzo Lotto nella chiesa di Santa Cristina, ma anche nelle altre chiese con la loro armonia architettonica, con le opere d'arte che sono sugli altari. Le persone che vanno in chiesa, ma anche le persone che girano per la strada. Pensiamo per Treviso, noi andiamo per le nostre strade e abbiamo le facciate affrescate, per esempio. Tutte queste cose si sedimentano anche inconsapevolmente. E quando noi ci esprimiamo sulla base di queste cose, di queste visioni che abbiamo sedimentato. Il Made in Italy viene fuori da qui. Viene fuori da qui, da questa educazione più o meno indiretta che abbiamo avuto vivendo in questi nostri luoghi armoniosi. No. Il discorso della cultura vale come l'esempio che facevo del figlio del mio amico che ha fatto filosofia e che adesso con la sua cultura filosofica può fare le sue scelte e fa quello che vuole. No. Se noi avessimo i nostri parlamentari, li ho paragonati a dei dirigenti, no, non stanno facendo il loro lavoro, non si stanno guadagnando lo stipendio. È giusto che prendano quello stipendio, però bisogna guadagnarselo. Perché se l'azienda Italia va in crisi, vuol dire che loro non sanno fare il loro lavoro. Quello che loro dovrebbero fare è ridare slancio alla nostra economia. C'è un discorso anche di redistribuzione del reddito, che anche questa è una cosa vergognosa.
Anche questa è una cosa vergognosa, perché va contro il dettato costituzionale, che dice che ognuno deve contribuire secondo la sua capacità. No. E quindi la redistribuzione è fondamentale. No. Però c'è anche tutto questo a monte. Il problema è che se l'Italia va in crisi, però loro vanno a casa pieni di soldi, caro dottor Manzato, professor Manzato, e non avranno problemi per il futuro. E noi invece rimaniamo con le spalle al muro, c'è una bella differenza. Abbiamo il nostro Paolo da Montagnana e poi andiamo in pubblicità. Vai Paolo. Mirella, buongiorno a te, buongiorno al professore e all'avvocato. Allora Mirella, la settimana scorsa io ti ho detto, no, che quando che volevo votare non sapevo chi votare, no? Allora, no, mi sono a votare l'ultima volta e a Meloni su che governa, no? E un mese fa, adesso non mi ricordo, un parlamentare proprio di questi mangioni che comanda adesso, no? E che ha detto che il bonus 110 si ritroverà da pagarlo i nostri fioi andando avanti, questo, st'altro che altro. E adesso chi si aumenta il stipendio 7.000 euro, chi se lo paga? I pronipoti e i menipoti? Cioè, Mirella, capiscimi, io sono un cittadino italiano, è orgoglioso di essere italiano anche perché i nostri padri hanno combattuto per l'Italia. E questi abbiamo vinto due guerre per essere Italia, e questi si devono fondarla, perché si devono fondarla loro, si devono mandarla a picco una grande Italia che arrivino, una grande Italia, settima potenza mondiale industrializzata. Questi solamente stipendi o altro, a vorrei dare a me pensione a uno di chi ha, o se no vorrei, siccome che qualche anno fa io ho fatto studi del settore per controllare che tocca più chi che è ora per vedere chi guadagna, a vorrei vedere chi fa il studio del settore sui stipendi che si fa tutti che parlamentari. Finisco Mirella, l'ultima ti dico, comunque quello di 5 Stelle che chiama la casa di Maio che ha detto mandiamo a casa 380 politici così te evitiamo da pagarli. I schedi che 380 politici vorrei sapere che fine chi ha fatto o si siga spartito fra le ore. Grazie Paolo, grazie, devo mandare la pubblicità. Grazie Paolo da Montagnana, pubblicità. Il professor Eugenio Manzato leggerà un paragrafo dal libro L'ultima notte del dottor Romani. Prego professore. È un breve brano che parla dei suoi studi in collegio, quando lui ha 14 anni, no, e ha questo privilegio, da Santa Cristina va in collegio a Venezia. Lo studio era impegnativo, ma vi potevo dedicare il tempo dell'intera giornata, a differenza della scuola di Don Carlo, in cui le ore dedicate ad apprendere erano sottratte alle incombenze e al lavoro. Imparavo senza fatica, non solo a motivo dell'interesse che provavo per ogni cosa nuova, ma soprattutto, lo compresi lucidamente da adulto, ma già allora lo intuivo, grazie al preciso metodo di insegnamento dei professori, preparati non solo nelle materie, ma anche nel trasmettere conoscenza. Si lavorava in coppia, dove valeva l'aiuto reciproco nello sforzo della comprensione e della mnemonica, ma non mancava lo spirito dell'agone in chi arrivava per primo e ricordava meglio. Che bello. Avvocato Bortoluzzi, lei che ricordi ha di questa scuola, di questo studio? Ecco, questa parola collegio che impauriva, specialmente i meno abietti, quelli là avevano proprio il terrore, tanto è vero che è una frase che ti metto in coelho, ecco, e solo sentire questa parola ti faceva avere la disciplina e la correttezza di comportarti bene, perché la parola collegio veramente terrorizzava. Prego, avvocato. Ma allora, premesso che non ho una grande conoscenza di quello che è oggi la scuola, però mi pare che proprio il dato della disciplina e del rispetto anche per chi ci insegna sia una cosa che è fortemente in crisi. Io ricordo, credo che nello sviluppo di un ragazzo, di un adolescente, di un bambino sia molto importante avere delle figure
che sappiano anche trasmettere un minimo di autorità, perché alcune cose vanno fatte in una determinata maniera e vanno fatte nella maniera in cui ti dicono che devono essere fatte, e su questo non ci può essere una continua discussione. Qui ormai siamo con i bambini che contestano i professori, i genitori che impugnano davanti al TAR le bocciature dei figli, e siamo in una situazione in cui credo sia anche ben difficile poi istruire in questa maniera qui, con una situazione poi in cui la famiglia manca, e quindi si pensa che la scuola possa supplire a delle mancanze della famiglia e della società. Poi i risultati sono quelli che vediamo anche negli ultimi giorni con questi episodi che sono successi in centro a Treviso, in cui abbiamo degli adolescenti poco più che minorenni, comunque persone vuol dire che non hanno raggiunto la maggiore età, che sono totalmente fuori controllo, che la famiglia non riesce a controllare e che tantomeno la scuola può fare qualcosa. Quindi ho un po' di nostalgia, insomma, per quel mondo un po' più semplice in cui c'erano delle regole e dei ruoli più chiari. La nostalgia di un mondo antico, professor Manzato, anche per questi ragazzi. Io non farei tutto un fascio, di tutta un'erba un fascio, perché io lo dico tutte le mattine, avvocato Bortoluzzi, sono pochissimi rispetto a quelli bravi. Là è il grande problema, che la visibilità che stanno dando a queste poche unità, perché sono poche, avvocato, è inutile che ce la giriamo. Il problema è che nessuno ha il coraggio di andarli a prendere e di capire cosa fare con questi ragazzi. Possibile che pochi ragazzini abbiano in pugno i sindaci, la cittadinanza, le forze dell'ordine, gli insegnanti? Ma stiamo scherzando, avvocato? Chi è che ha messo queste leggi che loro sanno di essere protetti? Il minore va protetto. Come va protetto? Certo che va protetto, va educato. ma ma con la disciplina, la correttezza, lo studio, lo sport. Ecco, la bellezza della cultura, portare questi ragazzi ai musei, ad esempio. Andiamo a vedere le notti bianche ai musei, andiamo a vedere, andiamo a sentire anche. La notte europea dei musei, che è il 18, una straordinaria occasione per mettere assieme tante risorse cittadine e mostrarci nel migliore dei modi al visitatore che verrà non solo per la notte dei musei, ma il giorno dopo anche per la straordinaria occasione della DJ Ten. Musei, chiese, negozi e attività aperte la sera del 18 maggio per celebrare la notte europea dei musei e l'arrivo la mattina successiva della DJ Ten. Tutto il sistema dell'arte, della cultura, quindi i musei, dai musei civici al Museo Statale Salce con le sue 2 sedi, alla Fondazione Benetton con le sue sedi, Fondazione Imago Mundi, e il sistema delle chiese aperte, prevalentemente gratuite. Cultura, attività produttive, sport, tutti insieme per un nuovo progetto, un nuovo modello Treviso, perché come noi sappiamo bene è la cultura che muove le leve economiche di una città. Sfiorano il centinaio le attività e i negozi che hanno aderito all'apertura serale, una Treviso che si illuminerà di arte e cultura. Città chiusa al traffico per il weekend, consentendo ai locali di ampliare i loro plateatici e ospitare musicisti e cantanti. Una notte speciale per il capoluogo che si prepara ad accogliere oltre 12.000 persone in occasione della DJ Ten. Cultura in tutti i sensi era il titolo del dossier presentato a Roma per la candidatura a capitale della cultura. Titolo non arrivato, ma come promesso è un settore in cui la città vuole investire. Il weekend del 18 e 19 maggio ne è una prova. Con il dossier presentavamo un qualcosa che stava per avvenire e credo che l'occasione di questo weekend con la DJ Ten, con il trofeo Topolino, sia anche l'occasione giusta per testare questo sistema che vede unite associazioni di categoria, amministrazioni, associazioni culturali, fondazioni, tutte con un unico grande obiettivo di promuovere, far conoscere e far trovare Treviso pronta per questo numero sempre più importante di visitatori.
fiorito. Mi stava spiegando il professor Manzato, ecco, lo spieghiamo direttamente, questo giardino fiorito che ha visto, di cosa era formato? Io devo parlare bene della scuola perché nella mia esperienza di lavoro ho avuto a che fare soprattutto le maestre. Io ho definito le maestre la spina dorsale dell'Italia, perché sono brave, si dedicano, creano cittadini, insegnando a leggere e scrivere, insegnando. E i bambini, fino all'età delle medie, agli 11-12 anni, così, sono ancora terreno fertilissimo. Sono andato in museo una mattina e c'erano fuori, dicevo a Mirella, un giardino fiorito. 2 o 3 classi erano seconde, ma bravi, disciplinati, ma così vivi, con gli occhietti, le teste, tutto in movimento, come se fosse stato un prato mosso dal vento. Che bello, che bello. Sì. Bella sta frase, ste parole. Bellissimi, e dopo li ho visti dentro interessati, perché? Perché vanno preparati dalle maestre con aspettative dentro, quindi sono abituati ad apprendere, quindi secondo me è ancora lì, ancora nella scuola, ma anche nella famiglia dovrebbe essere, no? Perché la prima formazione l'abbiamo in famiglia e scuola che dovrebbero tirar su, Ha ragione lei, sono una minoranza quelli che fanno rumore, no? E così, e sarebbero anche, secondo me, facilmente intercettabili, no? E vanno rieducati, perché questo è un grande compito, no, che noi abbiamo nei confronti di questa società, che chi va fuori strada deve essere recuperato, questa è la maniera. Ma va rieducato anche un po' il genitore, però non solo il ragazzo. Altro che se vanno rieducati i genitori. Perché non si deve colpire solo il ragazzo, a mio avviso bisogna colpire la sua famiglia. Quando un ragazzo di 12-13 anni commette quegli atti che abbiamo visto così in questo periodo, andrebbero puniti i genitori, il ragazzo va rieducato e vanno rieducati anche i genitori, perché la responsabilità è loro di averli cresciuti in questa maniera. Come prima diceva lei, professor, sai tua mamma dove sei? Dove sei? Tua mamma sai che sei qua? Ma sei tu sicuro che sa? Certo. Ecco, forse bisogna ritornare indietro, basterebbe solo guardare un po' la storia antica che avevamo, e forse è da quella che dobbiamo iniziare a imparare qualcosa, che è appunto questo rispetto, questa disciplina che c'era quando uscivi da casa. Se te la dimenticavi, qualcuno te la faceva ricordare, e di sicuro non eri aggressivo con questa persona che te lo faceva ricordare. Questa la dice tutta. Creanza. Ecco, buona creanza. Senta, professor Manzato, prima di lasciarci, la letterina a Babbo Natale lei l'ha scritta, che regalo vorrebbe? Allora, alla mia età, la salute. prima di tutto, e poi abbiamo tanto bisogno di pace. Io adesso, ieri, ho quasi terminato il presepe, faccio il presepe condominiale nel nostro piccolo condominio, e dopo ci metto sempre un messaggio, no? Lo era l'anno scorso ed è anche quest'anno un messaggio di pace, un bambino che nasce e porta la pace, no? Perché abbiamo bisogno di pace. Bello il presepe condominiale, forse anche noi dovremmo iniziare a fare questi presepi condominiali che forse ci uniranno di più. Certamente, perché intorno a quel presepe ci riconosciamo tutti quanti. Gesù bambino ce l'abbiamo, forse le statuine siamo noi, dobbiamo fare, sì. Forse è quello che dobbiamo parte, capire, che dobbiamo fare la nostra parte, anche per fare questo meraviglioso presepe di dicembre, che è proprio la nostra tradizione. Oltre all'albero di Natale c'è questa cosa che ci fa riflettere, che parla di pace, parla di povertà, ma parla anche di gioia, di felicità. Avvocato Bortoluzzi, lei la letterina a Babbo Natale cosa vorrebbe scrivere o cosa ha scritto? Che regalo vorrebbe, avvocato? Ma io vorrei che poi, è un po' la stessa cosa che ha detto il professor Manzato,
che spazzasse via un po' di cattiveria da questo mondo, perché vedo che ormai anche noi stessi, insomma, tutti stiamo un po' affascinati da un certo cattivismo che c'è in giro, da una certa aggressività, e quindi invece ci vuole più pace e maggior concordia tra di noi. Quindi personalmente, insomma, ecco, vorrei che Babbo Natale in qualche maniera riuscisse a far emergere tante cose buone che ci sono nella nostra società e nel mondo. Grazie anche all'avvocato Alessandro Bortoluzzi, è stato con noi. Buon Natale a lei e famiglia, avvocato. Buon Natale a lei, Grazie, professore Eugenio Manzato, a lei e famiglia. Grazie veramente. Pubblicità. Quanti ospiti questa mattina, perché dobbiamo essere vivaci, dobbiamo sapere come sta girando, e naturalmente non possono mancare i sindaci, perché la Mirella è molto affezionata ai sindaci, quelli bravi, poi ce ne sono tanti, devo dire la verità. Sindaci, sindache, sindachesse, non si capisce più come che volesse chiamare, ma sempre sindaci. E saluto anche Cristian Sassaro, da Spreco a Risorsa, questo ODV fondamentale anche per Mirella, perché anche lui aiuta molto la Mirella, perché ogni tanto lo chiamo e dico: Cristian, hai qualcosina per il nostro banco solidale? Perché veramente stanno arrivando sempre meno derrate alimentari, siamo tutti molto preoccupati. E saluto anche la dottoressa Antonella Baiocchi. Grazie dottoressa, anche lei di essere qui con noi, psicoterapeuta. Forse dovremmo venire tutti a farle visita, dottoressa, perché veramente stiamo andando fuori di testa, perché abbiamo la sensazione, ed è una bruttissima sensazione, dottoressa, di essere presi in giro. E questa è una cosa che ci disturba, almeno per quanto mi riguarda, ma riguarda molte persone con le quali parlo, che disturba moltissimo, che non ci fa dormire alla notte, che non ci fa capire cosa succederà il giorno dopo, come potremo aiutare queste fragilità a 360 gradi. Ecco, io partirei proprio da lei, dottoressa. Cosa dice? Perché ci stanno prendendo in giro? E chi ci prende in giro? Quelle persone alle quali noi abbiamo dato fiducia per migliorare, per tirare fuori anche il paese dal pantano, per dare lavoro, per dare dignità alle persone. Prego, dottoressa Baiocchi. Buongiorno a tutti intanto, e grazie Mirella della tua bellissima trasmissione. È vero che stiamo vivendo in un paese che destabilizza. Diciamo che la fiducia nel prossimo in qualche modo è sempre diciamo una caratteristica difficile da raggiungere e che ha sempre un pochino vacillato nei secoli, ma oggigiorno con la globalizzazione, oggigiorno con i social, purtroppo, che prevalentemente ci mettono a contatto anche con la parte, anche e soprattutto purtroppo direi, sicuramente la TV lo fa, anche e soprattutto con la parte malsana delle persone, della società. E come dicevi prima anche con gli altri ospiti, si parla prevalentemente in TV, che la TV oggigiorno è comunque, diciamo, l'ambito ancora più visto dalle famiglie e soprattutto dalle persone anziane. È un ambito dove si parla prevalentemente, si mette in risalto, diciamo, la negatività della nostra società, dei giovani. Raramente si mette in luce la maggioranza che io credo che ci sia del bene, delle positività, delle cose belle che fanno le associazioni, le persone, e soprattutto le persone che, come i giovani e oramai anche gli adulti che si sono in qualche modo adattati, che hanno a che fare con Facebook, TikTok eccetera, sono veramente cadono veramente nelle mani dei nuovi
nuovi Gatto e la Volpe, che oggi fanno danni terribili, ad esempio su Facebook, che è in qualche modo un social, tra virgolette, per le famiglie, possiamo dire, no? Rispetto agli altri, abbordabili a tutti. Su Facebook ci sono delle pubblicità sponsorizzate che in qualche modo, dove appaiono i nostri, diciamo, politici più amati, che vengono fatti parlare dalla violenza artificiale, dalla intelligenza artificiale. Ho fatto lapsus, infatti è violenza, e in qualche modo invitano tutti quanti ad investire 250 euro. Mi spiego, sai quanti pazienti, quante persone si sono rivolte alla nostra associazione, al mio studio, che sono stati defraudati, sono degli inghippi terribili, gli hanno tolto non si sa quanti soldi, perché sono organizzazioni dove ti affibbiano un tutor, una persona che prima che spende con te diciamo una relazione, costruisce con te una relazione calda, ti parla, ti aiuta a investire i soldini, mi spiego, dopo che ti ha agganciato ti aiuta a investire non più solo 250 euro ma 1.000 euro, 1.500, ti fa vedere che stai in qualche modo guadagnando molto, no? Con delle app che fanno delle Dottoressa app. Baiocchi, le interrompo un secondo perché se non mi cade la linea. Abbiamo Maria da Campo San Piero. Vai Maria. Ecco, senta Mirella, l'altro tempo fa aveva ospite il dottor Bennato, il presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatrici. È vero? Si ricorda? Dottor Gorini. Prego? Il dottor Gorini era presidente dei medici di famiglia. Gorini, insomma, il presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatrici. Senta signora Mirella, io ho interpellato, mi sono trascinata da quando ero giovane di comportamenti odontoiatrici un po' traumatici. Sicché mi sono rivolta all'Ordine dei Medici, non mi hanno dato retta, non mi hanno, anzi mi chiedevano anche l'età, quanti anni ho, cosa si aspetta. Comunque signora, si sono trascinati dei comportamenti che ho riferito, che usano dei materiali che portano danni alle persone. La sottoscritta ha subito questo. Hanno fatto dei lavori che mi si trascinano delle conseguenze di disturbi molto importanti, e adesso io ho una certa età e di conseguenza queste cose fisicamente e psicologicamente ne risento molto, se non che questi medici mi hanno anche minacciata. Sono andata dai carabinieri anche chiedendo aiuto di questo medico che anche mi aveva sabotato, ho fatto dei lavori che ho dovuto buttare via tutto. Sono stata buttata fuori dagli studi dicendo che sono una troia, una... Va bene, allora Maria, abbiamo capito, abbiamo sentito anche lo tuo sfogo, bisogna fare la denuncia come hai cercato di fare tu. Dopo sai, questa c'è la privacy, non è che possiamo sparare a zero su tutti e su tutto perché appunto non c'è il contraddittorio, però l'hai spiegato molto bene e ti sei sfogata. Sindaco, lo sfogo dei cittadini quando secondo loro qualcosa non è andata nel verso giusto, dove vanno dal sindaco? C'è niente da fare. Prima di arrivare dalla dottoressa Baiocchi vanno dal sindaco per vedere se c'è qualche soluzione. Quante persone vedi tutto il giorno che hanno problemi, il sindaco Presti? Beh, dicevamo prima con l'ospite qua a fianco a me, l'amico, con Cristian, che i problemi sono aumentati e sono sempre di più. La dottoressa diceva bene prima, c'è un sacco di gente che viene ogni giorno sulla rete e viene pescata, no? Con queste reti grandi a maglie strette che gettano, e purtroppo c'è ancora tanta credibilità perché la gente ha bisogno di credere, no? Ha bisogno di fidarsi, e ahimè viviamo in un'era molto fatta di falsità, di ipocrisia. L'ipocrisia
oggi abbonda di mistificazioni anche da ogni parte, non parliamo solo della politica, ma comunque parliamo di tanti ambiti. La rete oggi è un problema che secondo me comunque la gente dovrebbe capire, che è come uscire e andare in un campo di battaglia. Quando si entra dentro in un social, si entra dentro un motore di ricerca, qualcosa, sappiamo bene insomma, che il pericolo è sempre in agguato. Ora i reati sono spostati per la gran parte sulla rete. Oggi i crimini più redditizi viaggiano sulla rete. La gente ancora non ha capito. A mio avviso dovrebbe essere il sistema nazionale televisivo a fare molta più, più informazione rispetto a questo. Dovrebbe bombardare in particolar modo la gente comunque magari che ha una certa età, che usa i social, non sono solo i ragazzini che usano. Per dice appunto la dottoressa prima, Facebook è un social che usano tutti quanti, non è l'Instagram e TikTok, quello magari più da gente un po' più giovane. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale non ci ha portato un beneficio come tutti dicono, ma sarà a mio avviso dopo un boomerang che l'umanità pagherà comunque anche salata. Però vede, io rimango della vecchia scuola, io amo il contatto umano, io amo parlare con la gente. Sindaco, lei è stato anche carabiniere, lei ha una scuola diversa perché sa cosa vuol dire giustizia, sa cosa vorrebbe dire la certezza della pena. Ma mi scusi. Che sono scomparse entrambe. Appunto, queste persone, questi ragazzi, queste in generale, e sono pochi rispetto a quelli bravi, ne abbiamo un esempio anche qua con Cristian Sassaro, perché non sono tutti sul divano che se la fanno e se la godono, ci sono delle persone invece che aiutano tantissimo, che ascoltano. Per nostra fortuna. Però quei pochi che ci sono, perché nessuno vuole fermarli? Perché la legge protegge il minore? Io sono andata, e lo sanno perché lo dico sempre, davanti anche ai giudici, hanno detto che non si può obbligare un 14enne se non vuole a fare sport, non si può obbligare. Tanto è vero che io ho risposto, mi scusi però lo obblighiamo a portare la borsa della spesa, lo obblighiamo a portare la nonna, poi trovi il ragazzo da una parte e la nonna da un'altra parte perché non gliene frega niente, col cellulare chissà dov'è. Perché si protegge? Cioè cos'è il minore per la legge? Ecco, voi arrestate il minore, ma cosa fate alla fine? Tanto alla fine poi avete visto quello che è successo negli ultimi giorni, sputano addosso le forze dell'ordine, i loro genitori, ma chi sei? Ma io non voglio venire a casa con te, vai via. Questa ragazza che inferiva su questa mamma debole, fragile. La giustizia, dov'è la giustizia? Lei fa parte anche di un partito importante adesso. Allora prima c'era la sinistra, il buonismo della sinistra, adesso c'è la destra, a casa vorrebbero anche capire perché non si interviene su questa piccola realtà, perché sono pochi sindaco rispetto a quelli bravi, però l'attenzione è tutta su di loro e loro alzano di più l'asticella, tanto chi se ne frega, tanto cosa mi possono fare alla fine? Prego, Sindaco. A me, in tutta onestà, fa male vedere i miei colleghi di servizio bisfrattati e dalla giustizia, dal sistema e soprattutto poi dai cittadini. In particolar modo quando i cittadini sono giovanissimi come adesso. Io ho dei ricordi che quando ero in servizio, ma i minorenni, nessuno si permetteva di inveire, ma anche i maggiorenni, ma tanto bene i minorenni, ma perché c'era un sistema educativo anche diverso. Oggi il vero vulnus è la famiglia che è venuta meno, l'architrave sociale è la famiglia. È la famiglia comunque che non c'è più, perché un genitore che si permette di andare a picchiarmi e a insultarmi un insegnante, cioè vuol dire che questo paese non c'è, è crollato. Il sistema paese dovrebbe anche provvedere a mettere un freno a questo fenomeno che sta veramente assumendo proporzioni devastanti riguardo le baby gang. Io lo sto dicendo a tutti, lo dico anche pubblicamente, se qualcuno ne ascolta dei parlamentari che secondo me forse non sanno nemmeno che cosa accade sulle strade, come dicevamo ieri, quando chi fa le leggi, e poi sono i tecnici, di noi, di quello che noi abbiamo bisogno sul territorio, i sindaci ma i cittadini, perché io sono il servitore del cittadino, non sanno neanche quali sono i problemi, creano le leggi dall'alto che poi queste leggi di fatto sono disfunzionali.
Se non apriamo, Mirella, le caserme devono accogliere i figli di questo paese, di qualsiasi colore essi siano, da qualsiasi parte del paese i loro figli arrivino, che sono venuti qui, i loro figli sono italiani, devono essere accolti nelle caserme, devono socializzare, sentire il senso di appartenenza a questo paese che gli ha dato i natali, che gli dà da vivere, come fanno gli americani. Cioè, gli americani possono dire tutto, ma il senso patriottico, il senso patrio, noi lo abbiamo perso, non lo abbiamo più, dobbiamo ritrovarlo. Io questo è il messaggio che lancio per Natale comunque. Sentiamo Cristian Sassaro cosa dici, ecco tu che sei sul pezzo, tu dove veramente capisci che è un paese che ha bisogno di aiuto da nord a sud e da est a ovest. Parliamo del nostro territorio ma i problemi ci sono ovunque, della povertà, prego. Sì, condivido quello che ha detto il sindaco pienamente, perché questa è la realtà purtroppo del territorio e soprattutto nel caso dei giovani, che vediamo che noi siamo una realtà fortunata che riesce a coinvolgere i giovani, però la mentalità è completamente cambiata rispetto a qualche anno fa. Nel senso, perché dovrei fare volontariato, mi paghi? Ecco, questa è la risposta che a volte ti viene. Non c'è più il senso, ma appunto parte da una risposta educativa alla fonte, quindi della famiglia. No? Noi eravamo già abituati, era quasi spontaneo andare nei gruppi di condivisione, di appartenenza, che può essere lo scout, la CR o altri gruppi. Adesso tutta questa rete sociale di fondo non esiste più. Le parrocchie sono in difficoltà, era una grande rete di sostentamento, ma è anche una rete educativa. Quindi se perdiamo questa rete, e l'abbiamo già persa, no? Recuperarla è veramente difficilissimo, ci deve essere comunque qualche organizzazione come le nostre che sappiano accogliere, perché a volte anche questa è la difficoltà. Le associazioni come la mia, come la tua Mirella, no? Anche sapere accogliere, che a volte mi viene fatta la critica, però viene fatto presente, ma non ci sono giovani che vengono, nessuno vuole fare volontariato, no? Vengono 2 settimane e poi vanno via. A volte io capovolgo la domanda e dico, ma dentro la tua associazione, dentro la tua organizzazione, lasci lo spazio ai giovani o vuoi fare tutto tu? Perché a volte c'è anche questo, no? Quindi lasciare spazio e soprattutto ascoltare, ecco, ascoltare sia i giovani ma anche nella povertà. Ecco, noi sì, la prima risposta che diamo negli importi solidali è il cibo, ma non deve essere l'unica, è la prima risposta, ma se non c'è l'ascolto all'inizio, alla fine e durante il percorso che facciamo fare a queste persone qua abbiamo già perso. L'ascolto è fondamentale, secondo me. Dottoressa Baiocchi, ha sentito cosa ha detto sia il sindaco che Cristian Sassaro? L'ascolto, accompagnare le persone, farle diventare protagonisti. I ragazzi vogliono questo poi alla fine, sì, vogliono essere loro i protagonisti, ma qualcuno fa fatica a farsi da lato. Non è sempre facile. Perché questo? Perché non riesci a capire invece che devi lasciare spazio anche a questi creativi che magari non sanno neppure di esserlo, ma che se tu li metti alla prova poi vedi. Prego, dottoressa. Beh, diciamo che ci sono vari aspetti. Allora, prima di tutto l'ascolto è fondamentale, ma l'ascolto deve essere competente, perché oggigiorno l'ascolto viene interpretato come dare a chi mi parla ciò che la persona chiede, perché un ascolto non deve essere un ascolto in qualche modo permissivo, ok? Dimmi cosa vuoi e io ti do, perché oggigiorno nelle famiglie, tra virgolette, c'è questo tipo di ascolto, cioè si mettono gli adulti di riferimento nell'ascolto dei bisogni dei loro piccolini, ok? E poi dopo in qualche modo cercano di esaudire i loro desideri, equivocando il concetto di amore, cioè un amore che viene considerato come ti do quello che ti serve, ti sto ascoltando. L'ascolto deve essere competente, perché non bisogna essere permissivi con i propri figli. Un tempo si era prevalentemente autoritari, ci siamo tutti e due, l'autoritarismo e la permissivismo sono assolutamente modelli relazionali ed educativi in qualche modo che causano gravi problemi, ma tra i due
l'atteggiamento permissivo, cioè ogni tuo desiderio è un ordine per me, è quello assolutamente più deleterio ed è quello che oggigiorno vige all'interno delle famiglie. E le famiglie sono sempre pro bisogni dei loro figli, per cui se il figlio torna a casa e si lamenta del professore, eccetera, i genitori partono a picchiare il professore. Mi spiego? Questo è assolutamente un aver travisato il concetto di amore, non è ascolto, è un ascolto incompetente. In più, diciamo, l'ineducazione, l'incapacità degli adulti di riferimento ad educare i loro figli ad essere futuri adulti forti, con un'identità forte. Questa incapacità di educare è sempre esistita e ancora oggi vige, perché il primo sistema educativo deve venire nella famiglia, perché è nella famiglia che gli adulti di riferimento in qualche modo mettono i paletti, devono mettere i paletti ai giovani. Sindaco, dottoressa, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, sono tanti ospiti, devono mettere i paletti la famiglia. Ma se la famiglia non c'è, chi è che deve mettere i paletti? Perché allora i genitori non riescono a fare genitori, perciò il figlio ha già preso in mano la situazione e non ne viene fuori. La scuola è con le spalle al muro perché non sa come difendersi. E allora chi è che deve difendere questa famiglia che non è in grado di difendersi da sola? La scuola, questi insegnanti? Chi è che lo deve fare a questo punto? Perché io mi comporto così, tanto qual è il problema? Qualcuno dovrà pure intervenire, perché è facile dire la famiglia, ma se io non ho questi genitori e non ho questi insegnanti, perché ormai c'è la paura che vige sovrana, qualcuno dovrà pure intervenire. Chi dovrebbe intervenire secondo lei? Il sistema è collassato, secondo me, per un semplice motivo. La giustizia in questo paese non funziona. Prima funzionava malino, oggi funziona malissimo, cioè le leggi che sono fatte in qualche maniera ognuno le applica a secondo della propria visione, questo lo vediamo ogni giorno dalle sentenze che i tribunali esporrano, e non abbiamo delle leggi efficaci che intanto che puniscano. Se un genitore si permette di andare da un insegnante e lo picchia, cioè va condannato, la condanna va data in maniera esemplare, secondo me, per dissuadere queste persone ad avere un atteggiamento del genere. La scuola, io vado a scuola nei nostri bambini e dico che l'insegnante va rispettato al pari di papà e mamma, perché l'insegnante ha una funzione educativa, oltre che insegnarti le materie e farti studiare, ma ti insegna anche l'educazione. Anna Maria da Casale, vai Anna Maria. Pronto? Centralino stamattina. Pronto? Non sento Anna Maria. Cristian, cosa dici? Ecco, questa aggressività. Tu hai detto questi giovani non vengono, facciamo fatica a intercettarli, anche le parrocchie. Io penso che non siamo in grado di intercettarli perché non gli abbiamo insegnato il percorso che si dovrebbe fare, quello di portarli, già quando sono alle elementari, a vedere cos'è il mondo del volontariato. Io ho tantissime associazioni e tutti quanti siamo sulla stessa barca, non ci sono i giovani. Io invece, se mi metto nel pezzo, i giovani li trovo. E come faccio? Quando viene la mamma a prendere la borsa della spesa o i vestiti e magari il ragazzo è a casa e l'accompagna non sapendo che va dalla Mirella, ma va a prendere la borsa della spesa, come entra questo ragazzo io lo fermo e gli dico: vieni qua che lavori con me. Mamma mia, che vergogna, la prima cosa, si emozionano, dottoressa, intanto si emozionano subito, perché non sanno, non se l'aspettano. E cosa faccio? Fai la borsa alla mamma, no? Saprai cosa ti serve a casa da mangiare, no? Allora guarda la lavagna, quello che è scritto, e prova a pensare, e sai che più di qualcuno è tornato a fare il volontario, perché ha toccato con mano quella che era la realtà dell'Emporio Solidale, che non conosceva. L'aveva sentito, la famosa lezioncina in classe. Ho sentito, ma non mi intrigo. Finita la lezioncina, ciao. È anni che facciamo lezioni in classe e ci ritroviamo che siamo senza ragazzi. Perché non andiamo invece a prenderli noi, li portiamo? No, non si può. Non si può,
perché bisogna trovare il dirigente che ti fa entrare, devi presentare un progetto, ecco qua, la burocrazia. Noi siamo il presi dei progetto progetti. deve essere molto articolato perché c'è la sicurezza, no, noi dobbiamo con le famiglie, perché sono quelle famiglie che hanno bisogno, noi diamo e loro devono ricambiare, cercando che se ci sono questi ragazzi o anche genitori a fare e capire cosa vuol dire e perché è nato il Banco Solidale. Io sono convinta che dobbiamo portarli, Cristian, dobbiamo andarceli a prendere, dobbiamo portarli, perché da soli non arriveranno mai. Sì, diciamo che noi siamo una realtà abbastanza fortunata, nel senso che riusciamo a lavorare con le scuole e fare tutte le visite guidate. Ma perché questo spiega, perché tu sei abbinato anche un prete, che me lo ricordo che l'hai detto. Noi siamo fortunati perché lavoriamo anche con i salesiani, con gli oratori, con gli scout, con delle parrocchie che hanno visto più in là e quindi abbiamo fatto il collegamento. Fermati un secondo, se no cade ancora la linea. Anna Maria da Casale, che era... Vai Anna Maria, poi riprendiamo con Cristian. Pronto? Sì, vai Anna Maria. Signora Mirella, buongiorno, lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Signora Mirella, mi può aiutare per piacere? Sono disperata. Pronto? Sì, ti sento, parla. Ecco. Allora senta. Parla Anna Maria veloce, se no domani siamo ancora ecco. qua, vai. Signora Mirella? Sì. Io sono rimasta vedova all'improvviso da mio marito nel 24 aprile di quest'anno. Pronto? Sì, ti sento Maria. Sì. Mi ha capito cosa ho detto? Sì, che sei rimasta vedova di tuo marito ad aprile di quest'anno. Allora, mio marito aveva una infezione urinaria seguita da antibiotici, medicina, cosa. All'improvviso, che era qua a casa, gli hanno dato 2 nuovi antibioti e faceva colare. L'ho fatto portare con l'ambulanza al pronto soccorso. Dal pronto soccorso io ero lì presente con la mia valigia con le biancherie, mai nessuno mi ha chiamato, mai, per dirmi cosa c'era e cosa non c'era. Poi è arrivata mia figlia ed è andata dentro e le cose. All'improvviso, dopo 2 o 3 ore, non so quanto, anche di più, l'hanno portato in geriatria, che non sapevo neanche dov'era e cos'era, senza mai dirmi niente. Mio marito era stupito, dormiva in continuazione. Allora, in geriatria, dopo ore... Sì, ma non puoi fare la storia, Anna Maria, non ce la faccio a fare la storia della tua famiglia. Facciamo così, Anna Maria, ti chiamo e sentiamo, ecco, per venire al nocciolo della questione, perché qui parli appunto di mala sanità e non c'è il contraddittorio, non posso io, perché c'è la privacy, non posso neanche risponderti, Anna Maria. Comunque ti chiamo perché ci sono dei numeri che potete rivolgere, ecco qua, Sindaco, che ci sono dei numeri, Tribunale del Malato, dove che ci sono questi problemi e tu dovresti dirlo e saperlo. Il problema non lo sa nessuno e poi lo diremo. E allora Anna Maria, poi ti daremo i numeri. Cristian Sassaro, continuiamo questo discorso importante che si stava facendo come tutti gli altri discorsi importanti. Noi siamo fortunati con i giovani perché abbiamo tutti questi collegamenti appunto con gli oratori salesiani, con i gruppi parrocchiali, con le scuole, quindi riusciamo comunque ad intercettarli e a fare il servizio all'interno dell'Emporio, quindi questa è una bella realtà, anche se sappiamo che i giovani hanno 1000 attività, ecco questo fosse un problema che una volta non si avevano, oltre alla scuola hanno 100.000 altre cose, quindi veramente hanno difficoltà nel trovare anche il tempo a volte. E quindi da questo lato io sto cercando di agganciare altre associazioni che sono solo giovani, proprio per dargli in mano una parte del progetto e lo devono portare avanti loro, non ci deve essere qualcun altro davanti perché le capacità ce le hanno. Quindi è da monitorare, ma a volte delegare, ecco, facciamo fatica. E sbagliando si impara. Sì, ma a volte le associazioni, diciamo, quelli che fanno attività da tanto tempo, no? Io sono il più bravo, meglio di me non c'è nessuno, no? Abbiamo sempre fatto così, è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Dobbiamo dare in mano, osservare, accompagnarli, aiutarli, tutto quanto, però responsabilizzarli. Se non li responsabilizziamo,
vengano lì a vedere quanto bravi siamo noi. Questa è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Abbiamo Tamara da Spresiano, poi torniamo dalla dottoressa Baiocchi. Vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta Mirella, io volevo dirti una cosa. Allora, sai che io abito, il sindaco mi conosce, quello di Arcadia, perché fa parte anche dell'associazione nostra. Io il sabato ho i ragazzi che vengono qui a giocare e a fare attività. E c'è gli scout che ci fanno fare tante attività. A me, io dico solo una cosa, se non ci fosse il volontario per me, io morirei, perché io faccio anch'io volontariato a una parrocchia di Treviso e a me piace, e vedo che gli scout o anche gli altri volontari che hanno tanta voglia di fare l'attività con noi. Io voglio chiedere una cosa al sindaco, ma questi ragazzi giovani perché non vengono anche qua con noi a vedere le nostre attività che facciamo con i ragazzi non disabili? Come ti chiami tu, Mirella? Normodotati, quelli normali. Ascolta Tamara, hai sentito bene? Andiamo avanti, grazie Tamara della tua riflessione, il sindaco ti conosce, sentiamo prima la dottoressa Baiocchi. Cosa vuol dire intercettare una persona per cercare di farle capire che si può intraprendere percorsi diversi? Chi lo deve fare, dottoressa? Anche voi fate un lavoro importantissimo. Però queste famiglie che dovrebbero chiedervi aiuto a volte si vergognano. Non parliamo poi di psichiatri, mamma mia, lungi da me, vuol dire avere un problema in casa, bisogna tenerlo chiuso, perché noi qui siamo, sarà anche profondo sud, sindaco, ma qua sei un profondo nord, che non è mica che si scherzi tanto. Dottoressa Baiocchi, cosa dice? Beh, è fondamentale che chi ha da offrire qualcosa per i cittadini in qualche modo esca dalla sua zona di comfort e quindi vada alla ricerca di come reclutare, in poche parole, persone capaci, giovani. Riguardo al reclutamento dei giovani, che tu prima hai fatto l'esempio di te e di quello che ti sei inventata, no? Per cercare di avvicinarti a questi giovani quando le mamme vanno a prendere la spesa. Volevo dire questo, che accanto al fatto di offrire ai giovani una realtà che loro ignorano, che quindi in qualche modo può stimolare la loro curiosità, accanto a questo il giovane si avvicina sicuramente curioso, no? Di qualcosa che in qualche modo è nuova nella sua vita, ma poi ciò che lo incolla a restare è prevalentemente la presenza di adulti autorevoli, empatici, capaci però di essere giusti, autorevoli, perché se un giovane si avvicina e poi è circondato da adulti incapaci di essere autorevoli, cioè di dare in qualche modo regole, di essere credibili, i giovani in qualche modo poi se ne vanno oppure prendono un potere che non gli compete. Quindi è fondamentale la competenza dal punto di vista dei sentimenti e delle relazioni degli adulti. Tu hai in qualche modo intercettato e reclutato giovani grazie alla tua competenza. I giovani che sono rimasti grazie a te e alle persone come te che in qualche modo li educano. I giovani sono sempre recuperabili. Un tempo, quando tu dicevi ma che bisogna fare oggi, dato che comunque questo analfabetismo psicologico incombe ed è esaltato dai social, eccetera, sicuramente è il sistema che deve riuscire anche a dare giuste punizioni, mettere giusti paletti. Un tempo, io sarò antiquata, ok? Ma un tempo un aiuto grande per in qualche modo raddrizzare la schiena alle persone, ai giovani, futuri adulti, c'era il servizio di leva. Secondo me il fatto di averlo tolto è una grande perdita, perché era una risorsa che compensava le mancanze educative delle famiglie e del sistema.
Sindaco, adesso c'è il servizio civile, adesso c'è questa nuova possibilità che tu hai, questo mondo che tu puoi scoprire senza fare il servizio di leva, però non mi sembra che abbiamo degli ottimi risultati. Cosa manca secondo lei? E quello che ha detto la dottoressa, io sarò anche all'antica, però per me ecco, è stato sbagliato a togliere questo. Io condivido appieno perché io ricordo sono partito da casa e la prima cosa che mi sono dovuto dire attento ai pointoni, quando sono partito per il soldato, prima di fare carabinieri ho fatto il soldato. Io da soldato posso dire che mi si è aperto un mondo, ho conosciuto ragazzi da ogni parte d'Italia, ho socializzato, ho fatto amicizia, ho legato all'interno della caserma, ho imparato delle cose che non conoscevo, mi sono staccato dalla famiglia, ho capito che ci sono le cose che anche se non ti va devi fare, mi ha forgiato, mi ha formato, la vita militare mi ha formato. Quindi soprattutto comunque ho capito anche l'importanza del senso di appartenenza a questo paese, a questa nazione. Cioè io quando sento l'inno nazionale, la bandiera, a me vengono i brividi, i nostri ragazzini non gliene frega nulla, cioè non gli interessa. Ma questo è un problema comunque che non è mica colpa loro però, No, parte dall'alto, non è colpa loro. Cioè, da una parte abbiamo la mancanza del servizio militare che forma comunque i giovani, dall'altra abbiamo l'impoverimento dei valori della famiglia. Cioè noi ormai sono 20 anni e più che non c'è più il servizio militare. Questi genitori che non hanno fatto la naia crescono i figli, cioè stiamo vedendo i risultati o no? Poi ci manca il pathos, cioè questo paese qua ha perso quello che comunque sono le sue origini, cioè noi italiani esprimiamo il meglio del meglio nella cultura, nell'intelligenza, cioè la scienza e quant'altro, e abbiamo perso comunque quello che è la base comunque della società. Il fatto di vedere i ragazzini che sputano addosso alle forze di polizia e poi inneggiano comunque sui social, guarda che è una cosa gravissima, guarda che questo è solo l'inizio di una deriva sociale che darà veramente comunque degli esiti devastanti, ma non a lungo termine, ma nel breve e medio periodo. Anna da Camisano Vicentino, ciao cara Anna. Alleluia, buongiorno a voi. Beh, insomma, mi so vecchia e posso permettermi tante cose. In guerra non le vado più, però ho 3 rospi nella gola che mi devo veramente buttare fuori. Allora, da vecchia sono diventata veramente velenosa. Rispetto se un optional, anzi non credo neanche che sappia come che si scrive più. L'abitudine di minimizzare tutto mi dà un fastidio immenso, alla faccia del generale là, poveretto, che è crocifisso, che ha scritto quel bel libro. Dai, insomma, lasciamo perdere. Volevo dire semplicemente una cosa. Quando vado al mercato e controllo la spesa, mi viene un rigurgito veramente, ma se ricordi quando che Prodi, io già era il cambio, il fautore, la moneta forte, e ne ha fregato tutti, ma non da 1 a 10, impressionante, chissà quante maledizioni che il Gavaraccia fa. Qua mi fermo. Seconda roba, un altro rospo, il secondo, il Quirinale. Allora Mattarella, il presidente, ha detto che nella Costituzione nostra, bellissima, che c'è il discorso dell'accettazione degli richiedenti asilo, chiamiamoli così, richiedenti asilo. Ma lasciamo perdere la prima parte, ma una riflessione personale e onesta e profonda sulle spese del Quirinale, con tutti quei sfarzo personale, guardie, tenute, cavalli, l'useo indenne, non mi capivo le spese degli italiani, suppongo, Ecco, questa sia la seconda parte, l'accoglienza obbligatoria, a mia me sta qua, bontà infinita, ma insomma, a sto punto mi viene da dire che credo che la Costituzione italiana sia un boomerang per noi italiani, la diventa
come si può dire, un paradiso per tutti, gli stranieri, criminali, ignoranti, pezzenti, chi viene qua a incrementare anche il numero dei poveri italiani, sarebbe da sapere chi che sei poveri italiani o stranieri, e la serve solo per i foresti. Sarebbe il caso di cambiarla, secondo me, da vecchia 83enne. Mi dispiace, scusami lo sforzo, ma non so più a chi dirglielo, mi vivo da sola. Lo trovo a voi. Buone feste e ogni bene. Ciao cara Anna, ciao, un grande abbraccio anche alla nostra Anna, che è una delle donne più buone del mondo, indipendentemente, dopo che ognuno a casa fa le proprie riflessioni su quello che ha detto Anna. Sentiamo come commenta la dottoressa Baiocchi questa telefonata di questa diversamente giovane che comincia a fare i conti della spesa e non tornano. Prego, dottoressa. Sono d'accordo su tutto quello che ha detto. Fantastica. È vero che non siamo assolutamente credibili quando si spende e si spande chi ci dovrebbe governare, che poi dopo bisogna vedere come, in qualche modo è il primo a fare sfarzi, a spendere e spandere. Quindi lì bisognerebbe mettere veramente delle chiavi. Per il resto, che dire? Ma perché questo malessere, dottoressa? Come mai questo malessere che cresce sempre di più, soprattutto per il diverso? Ecco, questo diverso che viene visto come un ladro, come un violentatore, un delinquente, uno spacciatore, uno stupratore. Perché questo, dottoressa? Il motivo principale, diciamo che di fondo l'essere umano ha sempre avuto gran paura del diverso, ok? E in qualche modo c'è sempre una repulsione iniziale che in qualche modo si accende, ma fondamentalmente questo astio nei confronti del diverso è stato in qualche modo pompato negli animi delle famiglie italiane da una malgestione di questa immigrazione, una malgestione che in qualche modo ha reso evidente a tutti, anche a coloro che di solito hanno i prosciutti sugli occhi, che c'è una disparità di trattamento, c'è una esagerazione, c'è un mangiarci sopra da parte di cooperative, di strutture. Le persone non sono stupide e prima o poi capiscono, quindi ci vuole una autorevolezza, ci vuole un governo autorevole che sappia dare ma anche agli altri, ma sappia anche in qualche modo preservare i cittadini italiani, che non devono avere l'impressione che vengono ultimi rispetto agli stranieri. Sentiamo, Sindaco, come commenta le parole sia di Anna da Camisano che della dottoressa Baiocchi. Guarda, io la sposo appena una teoria che ha appena detto, cioè noi abbiamo fatto un'inversione di rotta, ossia noi dobbiamo sì essere accoglienti, ma dobbiamo accogliere quelle persone, come in tutti i paesi, che vengono qui, che debbano avere un contratto di lavoro e un posto dove andare a vivere e abitare. Cioè abbiamo delle situazioni, io ho fatto 2 controlli con la polizia locale, sono con 10 uomini un mattino, qualche mese fa, nel mio paese, perché ho delle case che non so in quanti dormono dentro, ma c'è un problema di igiene, di sicurezza, di sanità, cioè problemi. Su una abitazione abbiamo trovato 2 camion di rifiuti. Quindi il problema sta veramente comunque ingigantendosi. Poi abbiamo visto le cooperative che cosa è successo, c'è un giro di denaro dietro che fa spavento. L'immigrazione a noi è costata un fottio di soldi, cioè una roba pazzesca. E poi abbiamo le famiglie bisognose al quale non riusciamo a elargire i contributi di cui hanno bisogno per essere aiutate, perché noi nei comuni piccoli, Mirella, il sociale ha delle risorse risicate. Se non ci foste voi, la gente sarebbe veramente comunque alla fame. Crista Sassaro, cos'è il diverso per un emporio indiretto, un emporio che cerca invece di aiutare anche altre associazioni per aiutare anche i diversi alla fine? Prego. Sì, guarda, mi ricollego un attimo al discorso di prima, che io sono d'accordissimo sul discorso dei flussi migratori che andrebbero gestiti meglio. Però sul discorso invece della diversità, dell'altro,
all'interno noi degli empori, se una cosa qui io a volte mi arrabbio, mi infuoco, è quando sento sentire stranieri, italiano, loro, noi, ecco lì io mi blocco. All'interno degli empori, in qualsiasi altra delle nostre organizzazioni, è una persona. Cioè, è la persona, che sia migrante, che sia italiana. Le persone diverse a me non piace comunque. Aspetta che finisce. No, sottolineo. C'è la persona, è una persona, che sia migrante, che sia italiana, è una persona che ha bisogno, ha lo stesso bisogno che sia italiana, che sia africana, che sia da qualsiasi altro tipo. È una persona che sta chiedendo aiuto e lì mi fermo. Cioè, nel senso che per me questa è proprio l'obiettivo, la persona. Dopo ognuno tutti siamo diversi, quindi condivido il fatto dei flussi migratori che vanno gestiti meglio, tutto quanto, ma all'interno del bisogno c'è la persona, non c'è né bianco né nero. E purtroppo invece c'è il nero, dottoressa Baiocchi. Io l'ho chiesto anche ai ragazzi che ho avuto ospiti, questi istituti che a sabato sono venuti a trovare Mirella, se da noi esiste il razzismo. E c'era anche una ragazza, una studentessa bellissima di colore nero, e ha detto assieme ai suoi compagni: è vero che c'è questo, lo sentiamo, lo viviamo. Dottoressa Baiocchi, è in linea? Sì, ci sono. Cioè, eccola qua che adesso la vedo. Sì, ci sono. Allora capisci che di fronte a questi ragazzi qui nel 2020 che ammettono che all'interno della scuola, e anche lei dice c'è questo, lo sento, capisce che qualcosa non torna. Cos'è il nero e il bianco, dottoressa, nel 2025 ormai? Prego, dottoressa. No, il giallo, dottoressa, attenzione, non il giallo, il bianco e il nero. Guarda, Mirella, allora, nelle nostre famiglie analfabete psicologiche, in qualche modo non si passa ai nostri figli il rispetto della diversità, il rispetto del relativo, il rispetto dell'opinabile. Nelle nostre famiglie si insegna a discriminare. Discriminare significa che viene dato il messaggio che esistono modelli giusti, ok? Onde per cui chi diverge dal modello giusto per forza maggiore è in errore. Questa è la discriminazione. Da questa mentalità nasce, in poche parole, il razzismo, nasce la condanna di ciò che ognuno vive come diverso da un modello che crede giusto. E questo si fa nelle famiglie. Nelle famiglie, il punto fondamentale è come si gestiscono le divergenze tra mamma e papà, tra i vari adulti di riferimento. Quando la divergenza nella famiglia, cioè ad esempio, faccio un esempio, ok? Mamma taglia le patate in un certo modo, ok? Invece papà ha un modello giusto di come bisogna tagliare le patate, ok? Quando in qualche modo questa divergenza viene regolarmente gestita con la dicotomia, cioè o vince l'uno o vince l'altro, senza in qualche modo proporre una modalità rispettosa, una modalità che dà il messaggio: non ha la verità né mamma né papà, né nonna né nonno, ok? Ma cerchiamo di metterci d'accordo perché ogni punto di vista ha il suo valore. Se non viene dato questo, e non viene dato, bene, in qualche modo chi ha potere impone la sua regola, impone la sua verità, i figli escono con la mentalità discriminante. Quindi quando si trovano di fronte a qualcuno che diverge da un modello giusto, in qualche modo si discrimina, si fa razzismo. Una persona, un bimbo è più grasso di come dovrebbe essere e dai addosso al grasso. Un bambino è troppo basso rispetto a come dovrebbe essere e dai addosso al basso. Il bullismo, il razzismo, l'omofobia nasce dalla mentalità discriminante che oggigiorno domina
nelle relazioni. E io dico al sindaco che c'è lì, se poi ci scambiamo i telefoni, noi stiamo portando in Italia gratuitamente, no, un corso di formazione di un paio d'ore che lei può in qualche modo organizzare nel suo comune, no, alla educazione al rispetto, educazione alla non discriminazione, perché la violenza nasce dal credersi portatori di verità. Chi si sente dalla parte della ragione prevarica, chi è dalla parte del torto. E noi facciamo questo gratuitamente. Grazie alla dottoressa Antonella Baiocchi di essere stata con noi. Buon Natale, dottoressa. Adesso saluto anche il sindaco Presti. Sentiamo però cosa risponde il sindaco e poi si è scritto la letterina a Babbo Natale. Qual è il desiderio del sindaco Presti? Allora, d'accordo dottoressa, mi va benissimo, possiamo fare questo tipo di scambio. Allora, io ieri mattina sono andato a scuola e anche lunedì. Lunedì sono andato a scuola dai ragazzi delle scuole della secondaria, delle medie. E il messaggio che ho portato è che noi siamo tutti uguali. Non conta dove siamo nati, da che parte arriviamo, ma siamo tutti arcadesi e non c'è il colore, ma c'è il rispetto, l'amicizia e l'amore comunque c'è. Questo è quello comunque che manca all'interno delle famiglie. Alla mia squadra è successo un incontro pubblico fatto qualche mese fa, organizzato dalle forze di minoranza di sinistra. C'erano all'interno i miei assessori, la polemica era sulla viabilità perché c'è un progetto che sta nascendo che io non posso fermare su un polo logistico. Uno dei cittadini del paese si è alzato con violenza e cattiveria, ha detto al mio assessore, perché gran parte di noi della giunta siamo di origine meridionale, io sono siciliano, sapete tutti quanti, si è alzato e ha detto: voi stranieri prendetevi le borse e tornatevi a casa vostra, cioè noi stranieri, noi siamo stranieri, quindi ecco l'ignoranza purtroppo che dice comunque questa cosa. Io non guardo, scusatemi se lo dico, io non distingo la persona nera, gialla o bianca, io guardo la gente, la guardo le persone oneste e quelle disoneste. Io sono carabiniere, vedo così. Per me le persone vanno tutte rispettate, vanno tutte aiutate, i miei bambini non hanno colore, i miei cittadini non hanno colore, sono cittadini, quindi sposo la tesi comunque che la parola diversa a me non piace, anche perché se mi permettete io ho subito un po' di bullismo e di razzismo quando 45 anni sono andato qua in quanto meridionale e ancora c'è ancora una sacca di ignoranza purtroppo che vige, che ce l'ha addosso con il meridionale, non solo con lo straniero diverso, cioè il concetto diverso. Noi siamo un popolo di migranti, Mirella, cioè parliamoci chiaro, come facciamo a discriminare le persone che vengono qui per lavorare? Noi dobbiamo aiutare chi viene qui per lavorare e dobbiamo punire, castigare, mandare a casa loro i criminali, perché tanto abbiamo già i nostri. Quindi le persone vengono qua, io dicevo ieri, io ho un sacco di gente per bene in paese, io ho gente che viene da altri paesi, gente che lavora, manda i figli a scuola, vi paga le tasse, sono educati, ci salutiamo, ci rispettiamo. Quando la gente ha bisogno, dicevamo prima, non è che sono solo gli stranieri che hanno bisogno, comunque sono in difficoltà, attenzione, guarda, abbiamo un sacco di famiglie che fanno fatica arriva a fine mese, che non hanno i soldi per le medicine, non hanno i soldi per le bollette e non sono stranieri, sono locali, sono italiani. A Banco Solidale mica vanno sugli stranieri, c'è un sacco di gente nostra che va. Cioè questi problemi comunque che forse qualcuno ancora in testa non se l'è messa sta cosa qua. No, ma guardi che lei ha detto una cosa importante all'inizio, ha detto quando sono partito attento ai puentoni, l'ha detto un po' sottovoce, invece lo dico, attento ai puentoni. Adesso nel 2025 una parte del Veneto e non solo dell'Italia li chiama ancora teroni. Attenta ai teroni, siamo nel 2020. Però io aggiungo una cosa, allora abbiamo i puentoni, i teroni e i neri. I gialli, quelli che se gli invada tutto, nessuno li vede, li sente. Quelli che dovrebbero far paura, che dovremmo stare attenti, no. Comunque posso spezzare la lancia io. Puentoni, teroni e neri, questo è il nostro problema. Allora, posso spezzo la lancia. Io, cittadini comunque di nazionalità cinese, nel mio paese, che sono persone che comunque in attività e lavorano e sono educate e rispettose loro e i loro figli. Quindi diciamo anche questa cosa qua. In generale, sindaco, non la cinese che conosce ma lì lei. Allora torniamo di nuovo alle norme di legge che permettono alcune
alcune cose e noi guardiamo quelli che arrivano coi barconi e li teniamo col mitra, e poi arrivano le bande dall'est che mettono a soqquadro, a fuoco i paesi, ma quelli non li vediamo perché quelli vi fanno paura perché quelli spara, quelli vi ammazzano, e allora quelli non si toccano, dobbiamo mettere il mitra a quello che arriva dal balcone, neanche con l'infradito, perché quello fa paura. Sindaco, questi stanno mettendo a fuoco i paesi, quelli che vanno a rubare per le strade, non sono quelli che abbiamo gli occhi puntati, sono quelli che arrivano da questi paesi vicini. E fanno paura, ti ammazzano, ma perché la giustizia non torna a funzionare, Mirella? Cioè qui il problema principale è che se casa mia mi derubano e tocco il ladro, finisco in galera e paghi i danni. Cioè la giustizia in questo paese qua è andata veramente un guarrotto. E noi cosa facciamo allora? Dobbiamo fare? Noi subiamo sempre, non so subire. Dobbiamo subire, certo che no. Cristian Sassaro rimani con noi, ringrazio veramente il sindaco Domenico Presti, sindaco di Arcadia, è stato con noi, ancora la dottoressa Antonella Baiocchi, grazie ancora, pubblicità. Posso fare gli auguri di buon Natale a tutti? Buon Natale! Buon Natale dottoressa! Arrivederci! Anche a voi! Pubblicità. È rimasto con noi Cristian Sassaro, da Spreco a Risorsa, questo ODV fondamentale nel territorio veneto, e abbiamo anche Alberto Pagliarini che è un aiuto volontario da Spreco a Risorsa. Allora parliamo di giovani, sapete che a Mirella piace tantissimo perché il futuro è loro, speriamo che loro riescano a capire ed aiutarci anche in un percorso molto nebbioso, non facile, questa aggressività. Perché secondo te, Alberto, c'è una parte di persone sia meno giovani che giovani molto aggressiva, questa rabbia? Cos'è la rabbia? Che noi volontari non ce l'abbiamo, noi magari ci possiamo arrabbiare perché arrivano poche derrate alimentari o per la burocrazia che ci sta veramente uccidendo, ma non siamo così aggressivi e arrabbiati verso il prossimo. Cosa dici, Alberto? Ma sicuramente è un discorso che si punta sui valori che dicevamo, derivano dalla famiglia. Mancano dei valori e quindi anche la società moderna con i social, si parla poco in famiglia, ti trovi a tavola magari a cenare anche con la famiglia, con parenti, tutti hanno questo smartphone in mano, c'è poca comunicazione e quindi la società ti porta ad essere aggressivo anche con gli altri, con avere un modo di vivere chiuso, resti sempre nel tuo, quando vai a sconfinare sull'altro lo fai con aggressività, non sei più portato ad aiutare, a essere sul sociale, ecco. Quindi questo è fondamentale secondo me, parlarsi di più. Quanto può aiutare, Alberto, anche il mondo del volontariato a frequentare, secondo te, anche un ragazzo, una ragazza, un giovane, una giovane, un bambino, una bambina, ma anche un anziano, una persona diversamente giovane come lo chiamo io, che magari ce ne sono tante a casa, arrabbiate, magari accompagnarle al mondo del volontariato che gli farebbe solo che bene, magari diventerebbero anche meno arrabbiate, meno aggressive. Esatto. Cosa dici, Alberto? Sì, il volontariato secondo me è fondamentale, io faccio parte anche di un gruppo di preghiera religioso e si dice sempre si ha più gioia nel dare che nel ricevere, perché alle volte non fai volontariato perché devi stare a casa sul divano, guardare la TV, poi scopri che andare a aiutare un'ora, quello che puoi, che ne so, io vado da Cristian, ti cambia il mondo, cioè arrivi a casa carico e soddisfatto, vedere anche, perché poi infine se hai la pancia piena non ti preoccupi di chi sta male, dovresti anche porti dalla parte di chi ha bisogno di aiuto. Un giorno potrei essere io a avere bisogno di aiuto. Non si sa mai nella vita quello che può capitare. Esatto. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Vai Luciano. Ciao Mirella, mi senti col viva voce? Prego. Ero in linea prima, volevo parlare del razzismo, posso un minuto? Prego. Niente, ascolta, io conosco da 12 anni una signora nera al 50% non africana, conosco una signora dal 2015 nera al 70% non africana, conosco un amico, il mio compagno di ex compagno di lavoro, con una colombiana nera al 100%,
abito vicino a albanesi, marito e moglie, trentenni bravissimi, ma il rasismo, l'ha detto giusto la signora Baiocchi, io ho subito il rasismo da quando sono nato per l'altezza, perché sono alto 1,65 e anche perché non sono bello, e anche, ma questo è il rasismo, non c'è rasismo in Italia. Mio nonno, il padre di mia madre, è stato in Brasile, giù dall'Argentina, è stato giù qualche anno, e poi quelli che hanno subito in Francia. Sapete che in una salina in Francia, no, un francese butta del sale a un italiano che stava mangiando un panino, o il contrario, hanno ucciso 400 italiani, tra parentesi, miei classi del 46 e del 47 sono andati a 17-18 anni in Germania, in Svizzera, hanno subito, ma sapete cosa hanno subito gli italiani? Il razzismo è dai ricchi verso i poveri, è dai belli verso i brutti. Non siamo razzisti con i neri, non c'entra niente. Non c'entra. Scusa, l'ultima Mirella, ma come mai, no? E specialmente gli islamici che scappano devono venire in Europa. C'è l'Arabia Saudita che è piena di miliardi che non sanno dove metterli. Il Qatar, tutti questi paesi, la Libia, 3 volte l'Italia, 5 milioni di abitanti, ce ne starebbero 100 milioni. Perché devono venire tutti qua in Europa? Perché ci sono i dittatori che si sono portati via, come avete visto l'ultimo della serie, 250 milioni di euro, per quello se scappano, perché non hanno più niente. Grazie a Luciano, devo correre, se no non ce la faccio. Hai detto le riflessioni. Allora, Christian Sassoli, quello che però emerge è che specialmente il diversamente giovane è quello più arrabbiato. Eppure è quello che ha fatto anche la storia, ha vissuto anche la guerra, ha vissuto anche questa immigrazione. Ecco, cosa vuoi dire, Christian? Per questo che non si vede molto sui giovani, devo dire la verità. No, ecco, loro non sono così. No, io penso che tutte queste intolleranze, queste nostre, alla fine nasce tutto dalla paura. Sì. Abbiamo paura del prossimo, abbiamo paura di tutto quello che non conosciamo, no? E non abbiamo neanche voglia di conoscerlo, è quello che poi diventa l'intolleranza. Il problema. No? Il problema è lì, abbiamo paura fondamentalmente, e tutto quello che è lontano da noi ci spaventa. Che io parto da questo presupposto. Ma noi giovane però, spaventa il diversamente giovane. Sì, molto di più ci dovremmo mettere a volte nei panni dell'altro, no? Perché capire il perché. Sì, perché anche noi siamo comunque diversi. Io non so se il nostro regista riesce a trovare quella foto che Mirella fa vedere spesso di questa barca che partiva qui dall'Italia, che andava in Brasile. Ecco, vediamo se poi la trovano, ve la faccio vedere, perché a Natale bisogna ricordarsi anche della storia. A Natale, cosa dici Alberto? Questa storia che non tutti si ricordano più, eppure l'hanno vissuta, provengono da quelle famiglie che tante non sono addirittura più tornate, si sono fermati in questi posti, hanno creato questi comuni con i nomi veneti, ecco, si chiamano qui, no, questo dialetto che loro ancora usano, noi magari ci siamo dimenticati delle parole, ma che loro ancora usano, che non hanno paura di ricordare le loro origini, che vogliono ricordare le loro origini. Cosa vuoi dire? Perché questa paura? Cos'è la paura, Alberto? La paura è paura di quello, come ha detto Christian, di quello che non conosciamo. Noi abbiamo sempre bisogno di andare a camminare dove sappiamo dove mettiamo i piedi. Quando non conosciamo qualcosa, non conosciamo il diverso, lo straniero, come vogliamo chiamarlo, questo ci mette paura, non sappiamo come confrontarci con quello che abbiamo davanti, e questo può rappresentare un problema, come dici tu, soprattutto Mari, perché è diversamente giovane, e quindi i giovani sono più dinamici, ecco, quindi riescono a risolvere il problema in modo migliore forse. Per non parlare dei bambini, che loro di sicuro non vedono il colore, esatto, non sanno la lingua, ma giocano assieme, si divertono. Ecco, questo forse dobbiamo imparare, forse dobbiamo andare a scuola dai bambini, dai ragazzi, sì. Forse impareremo molto di più. Allora andiamo a vedere anche questo appello, andiamo a Padova, appello terzo settore fondi, andiamo a sentire.
Un Natale di preoccupazione per il non profit veneto. Le risorse per i servizi per la disabilità e la salute mentale sono a rischio per le poche risorse che la Regione e i comuni stanziano. Un comparto importante che occupa più di 50.000 lavoratori professionisti con varie mansioni e che aiuta più di 220.000 famiglie in tutto il Veneto. Riteniamo che sia messa in discussione la sostenibilità del modello di welfare che il Veneto in questo momento ha relativamente ai servizi alla persona, disabilità, salute mentale, anziani, dipendenze, emarginazione adulta grave, donne vittime di violenza. Quindi in questo momento riteniamo che ci sia poca attenzione ma soprattutto poche risorse messe a disposizione da parte della Regione e dei comuni per questi servizi. 14.000 le persone e le famiglie aiutate in Veneto negli ambiti della disabilità e della salute mentale, servizi accreditati dalle ULSS, finanziati dalla Regione e dai comuni, erogati da 16.000 addetti. Quando lo Stato, giustamente, e dico anche fortunatamente per quanto riguarda l'Italia, ha una legislazione che riconosce in maniera piena i diritti delle persone con disabilità, poi bisogna che ci sia un luogo in cui questi diritti vengono esercitati concretamente, non solo sulla carta. E quali sono questi luoghi? Sono proprio i servizi residenziali e i servizi diurni. Allora c'è la necessità che questi servizi funzionano, che siano servizi di qualità, e perché questo possa essere è necessario che ci siano le risorse adeguate. Il confronto con la Regione c'è stato, ma le risorse sono ancora insufficienti. Dobbiamo fare in modo che questo sistema possa essere mantenuto in vita, altrimenti non viene meno solo il servizio di assistenza, viene meno anche il tessuto che questo servizio di assistenza permette, il tessuto produttivo, il tessuto sociale, perché questi servizi sono salvavita del tessuto sociale. Questi servizi, Cristian, sono salvavita del tessuto sociale. Però quanti servizi potremmo avere se magari qualcuno ci ascoltasse di più? Perché noi abbiamo anche le idee chiare su quello che servirebbe, su quello che si potrebbe fare, soprattutto cercare di fare squadra tra di noi che non ci conosciamo, non ci frequentiamo. Eppure qualcuno dovrebbe fare questo, perché il mondo del volontariato ha anche queste personalità, diciamo, queste associazioni. Se cito una, Volontari Insieme ad esempio, no, perché bisogna anche citarle, ecco, che dovrebbero fare questo, di unirsi, trovare insieme le capacità per affrontare anche quelli che sono i bisogni delle persone e i servizi alla persona. Prego, Cristian. Sì, sicuramente parliamo del Veneto, se non ci fosse il terzo settore io vedo la difficoltà che hanno i comuni, soprattutto i più piccoli ma anche i grandi, comunque vedo che c'è poca distinzione. Se non ci fosse l'associazione, il terzo settore, oppure che per i più fragili si farebbe poca strada, cioè, non ci sono i mezzi, non ci sono i finanziamenti. Questo non è una colpa delle amministrazioni comunali perché tagliano sempre di più i fondi, ma alla fine sono scelte, cioè, ce lo dobbiamo dire che sono scelte, non è che mancano i fondi, sono scelte politiche. Allo stesso modo all'interno delle associazioni, c'è il mondo cioè non si può neanche delegare tutto al terzo settore perché è gratuito, perché non è così, si fa tanto con poco, ma quel poco ci deve essere, perché se non abbiamo neanche quei fondi per fare quello che possiamo fare, il problema rimane. Quindi sono scelte politiche, io rimango che si sono spenti i riflettori su quello che è il terzo settore. Ma non è, Cristian, e io la penso come te, lo sai benissimo che abbiamo questo feeling proprio che ci unisce nelle riflessioni che facciamo, non è che forse li abbiamo coccolati troppo, nel senso che loro alzano il telefono e noi arriviamo e noi portiamo. Nella pandemia chi c'era che ha sopperito a tutte le mancanze della politica? Noi che andavamo nelle case, che rischiavamo anche le vite con i volontari a portare la spesa, a dare l'ascolto, a vedere come vivevano, se avevano bisogno di qualcosa. Guarda, a me quando dicono nel lockdown eravamo chiusi in casa, dico beato te, io ero in giro dappertutto. Noi eravamo in giro dappertutto perché è la verità. Io anche con la Croce Rossa perché non ce la facevo sino da sola, abbiamo avuto
anche che ringrazierò sempre, che partivamo con questi mezzi, con questi furgoni per portare. Eppure questo volontariato deve andare a scuola, deve imparare, deve essere meno protagonista, ma con la burocrazia deve andare veramente a braccetto, dobbiamo prenderci il commercialista, cioè dobbiamo pagare per fare i volontari. La diciamo così, proprio semplice, papale. Ma ti sembra una cosa corretta? Ma ti sembra una cosa corretta che il mondo del volontariato, per riuscire a sopravvivere e dare aiuto, deve pagare? No, ma anche perché c'è comunque quel pensiero che si dice, beh, il mondo del volontariato è tutto gratuito. Sì, la maggior parte che si riesce a fare è tutto gratuito, ma anche noi abbiamo tutti i nostri vincoli, abbiamo bisogno comunque delle competenze, qui ci dobbiamo affiancare, e abbiamo comunque anche noi delle nostre spese. Quindi sicuramente io, se ho €1 di contributo, riesco a moltiplicarlo per 30, è come che... ho fatto ieri questo ragionamento qui con un sindaco del comune. Ho detto, guarda, ti chiederei se potete un piccolo contributo per la gestione, per il servizio che offriamo, ma un contributo liberale, perché comunque abbiamo delle spese, le utenze le paghiamo, i mezzi che girano li dobbiamo pagare, la benzina dobbiamo pagarla. No? Ho detto, scusami, però se tu dovessi comprare tutte le merce che io do ai tuoi cittadini, no? Secondo me 200.000 euro non ti bastano. No? Quindi sarebbe una cosa impossibile da fare. Se mi concedi €1 a me, quell'euro lì lo moltiplico per 30 euro. No. Io vorrei in banca mettere giù €1 e averne 30 l'anno prossimo. No. Quindi veramente è un moltiplicatore. Quindi il mondo del volontariato è un moltiplicatore sociale. Se un'associazione lavora bene, quel piccolo contributo che ci viene riconosciuto serve per la gestione del servizio e serve al territorio per avere molte più risorse di quelle che possiamo. Ovvio che poi anche i volontari all'interno delle nostre associazioni devono essere formati. Anche lì bisogna fare, perché a volte il volontariato arriva un po' di tutto, penso che quindi fare tutta una selezione delle persone che arrivano, ma comunque abbiamo delle spese, quindi fortunatamente noi siamo dentro, la regione ci aiuta in qualche modo, ci aiuta, dobbiamo dire ci aiuta, non basta, però diventiamo pazzi, ci accogliamo noi le spese di sostentamento per fare un servizio per il territorio, lo facciamo volentieri, ma a volte questo passa come scontato, tanto ci sono loro. Però Alberto, bisognerebbe anche fare trasparenza, perché c'è il volontario e c'è anche un volontario che è pagato, cioè perché bisogna anche iniziare a fare un po' di chiarezza, perché faccio il volontario, calma, c'è il volontario a costo zero e c'è il volontario invece che percepisce, ecco, un qualcosa. Anche qua si dovrebbe dividere, perché è troppo comodo dire io faccio il volontariato, no, io comincio a dire spiega bene, perché sennò poi la gente a casa arriva la telefonata che dice ma quello prende soldi, allora che volontario è? Perché la gente a casa non è così stupida, vede, sente, poi analizza e dice ma come? Volontariato. Anche qua perché non c'è trasparenza, non c'è chiarezza nel dividere chi è e chi fa cosa? Perché non possiamo fare tutti tutto, ognuno deve fare la sua parte in base alla competenza che ha. Cioè io vado a scuola se ho una competenza difficile, ma se ho una competenza facile devo fare anche a meno perché non serve. Io do il mio tempo per una cosa che non serve che vado a scuola. Perché non si riesce a dividere bene e capire chi siamo? Perché è inutile che siamo 7.500, che lo dico tutte le mattine, associazioni di volontariato, se poi troviamo l'anziano morto in casa o la famiglia che non ha niente perché c'è la privacy, nessuno ci dà gli indirizzi, non possiamo arrivare. Allora è come non ci fossimo, non ci conosciamo tra di noi, non sappiamo come aiutarci, perché dove sei, chi sei? Prego Alberto. Ma secondo me il nocciolo della situazione è proprio dal punto di vista burocratico, che anche nell'aiutare non è semplicemente non ho niente da fare, mi metto a fare qualcosa per gli altri. Diventa un problema anche dal punto di vista burocratico, perché devi semplicemente, l'altro giorno mi trovavo con una ragazza per fare del volontariato, raccogliere delle foglie, devi dare documenti, devi firmare carte, devi occhio perché se ti fai male io vado in mezzo a problematiche e quindi si crea problema su problema anche quando devi semplicemente aiutare un'altra persona. E quindi... è là il problema. Una cosa che non si vede mai, mi collego un attimo a quello che ha detto Alberto, è che nel mondo del volontariato il volontario è equiparato al lavoratore.
e quindi le associazioni si devono far carico di tutti quegli oneri, giustamente anche sulla sicurezza, sull'antincendio, assicurazione di volontari, no? Giustamente, ripeto, giustamente, però è equiparato al 100% a un lavoratore, quindi abbiamo tutti quegli obblighi di legge come fossero dei lavoratori. Non pagati, ma dei lavoratori. E qui, siamo un'azienda alla fine. Questo vuol dire accollarsi tutta una serie di problematiche che non sono tanto semplici e non vi stiamo a spiegare. È giusto che sia così anche per la loro sicurezza, ripeto che è giusto. Sì, ma hanno alzato un po' troppo l'asticella. Sì, però a volte da fuori questo c'è più il modo di pensare, beh, l'associazione fa quello che vuole, no, non è proprio così. Non è proprio così. Allora guardiamo questa foto che i nostri bravi registi tecnici hanno trovato, sia Andrea Basso che Italo Morao. Ecco Alberto, questa è la foto quando i nostri partivano. Questi sono, ecco adesso la avvicinano, guardate, è strapieno di persone che cercano una nuova speranza, una fortuna di trovare un mondo migliore, perché se partono vuol dire che qui non c'era niente, qui c'era non la povertà, c'era la miseria, la fame, non c'era assolutamente niente. Guardate, sono i barconi che arrivano, o sbaglio Alberto? E perché non ci si ricorda più di questo, ma si ricorda che il diverso invece è un delinquente, fa paura, ma cosa vuole? Non possiamo mica mantenere tutti, e quelli che li manteneva. Esatto. Prego Alberto. Sì, ci dimentichiamo guardando queste foto che anche noi siamo stati migranti a suo tempo, però magari nella nostra testa di tanta gente diciamo quelli sono italiani, per gli italiani va bene emigrare. Quando ci arriva uno straniero alziamo le mani. Però anche noi stessi siamo andati in America, siamo andati in Svizzera, in Germania. Ma qualcuno dice no, loro avevano il posto di lavoro. Non è proprio così. Non è proprio così. Non è proprio così. Basta leggere quell'articolo che io vi leggerò completo, che pregano, il paron, te prego, fammi tornare a casa, voglio tornare a casa, se impossibile viva qua. Te prego, lavoro gratis, ma fammi tornare a casa. Altro che lavoro. Abbiamo... Chi è? Claudio da Marano Vicentino. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Per anni e anni si è continuato a votare una destra parlamentare che ha il suo Vangelo, e il Vangelo è distribuire le perdite e privatizzare gli utili. Sono aumentati i profitti e sono diminuiti i salari, i profitti dei imprenditori, sono diminuiti i salari. Ci sono il 60% delle famiglie che non arrivano alla fine del mese, 60%. I giovani italiani in questa situazione è ovvio che se ne scappano. Siamo uno dei paesi che ha il livello di indebitamento più alto e praticamente stanno solo meglio i ricchi qua. Stanno facendo sulle pensioni praticamente cassa, perché si sono trovati che siccome c'era il sistema automatico per aumentare le pensioni, adesso sono trovati 10 miliardi in più, mi sembra. Insomma, è un governo che è un sistema di governo che non è destra, è una piattaforma d'affari. È questo che vi dovete mettere in testa, cari cittadini. Piattaforma d'affari. Visto che si usano le piattaforme. Buona giornata, signori. Grazie, ringraziamo anche Claudio. Andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo proprio a Vicenza, servizi a rischio. Andiamo a sentire. SOS Autobus. Per mandare a scuola gli studenti servono corriere, ma per guidare i bus servono autisti. Ora il problema è tanto delicato quanto semplice. Mancano autisti. Ma la notizia non è questa, visto che la questione era già nell'aria. Oggi la notizia è la soluzione al problema e per trovarla stamane si sono riuniti Provincia di Vicenza, l'azienda di trasporti SVT, il provveditorato e i dirigenti degli istituti superiori del Vicentino. A Palazzo Nievo SVT ha messo in chiaro le difficoltà a mantenere gli standard qualitativi e quantitativi legati alle corse dei bus, in particolare il sabato.
Nell'incontro con i dirigenti scolastici abbiamo evidenziato la problematica della carenza di autisti, che è una caratteristica comune a tutte le società di trasporto pubblico locale. Nel Vicentino gli istituti superiori fanno lezione in modo differenziato, alcuni 6, altri 5 giorni su 7. Oggi però con la carenza di autisti diventa insostenibile garantire un trasporto pubblico a tutte le scuole, tutte le mattine e tutti i pomeriggi, sabato compreso. Ed è questa la parolina che fa la differenza, compreso, perché se la sostituiamo con escluso, allora la carenza di autisti può essere affrontata meglio. Corse tutte le mattine e tutti i pomeriggi, garantite a tutte le scuole, ma escluso il sabato. Questo però richiede che gli istituti si uniformino alla settimana corta, quindi lezioni 5 giorni su 7. Abbiamo chiesto che nel giro dei pochi mesi si arrivi anche a decidere ad omogeneizzare in tutta la provincia l'offerta formativa, concentrandola nei 5 giorni a settimana, quindi dal lunedì al venerdì con il sabato a casa. I presidi hanno compreso questa difficoltà e si sono detti disponibili a studiare la settimana corta, ma la programmazione didattica per il 2025 è già in stato avanzato, quindi se ne parlerà per il 2026. Gli autisti, infatti, nei giorni feriali è più facile reclutarli. Una situazione dovuta anche alle scelte di vita di questi lavoratori che privilegiano una qualità appunto di lavoro e una qualità di vita diversa che preveda un fine settimana libero, quindi preferiscono opzioni lavorative che hanno questa possibilità e quindi si vuole andare verso questa direzione con i 5 giorni negli istituti scolastici per essere maggiormente attrattivi nei confronti degli autisti. Ecco, una patente che per guidare questi mezzi ci vuole una patente speciale, la patente che costa più di 5-6 mila euro. E chi li trova questi soldi? Allora cosa è successo? Finalmente hanno capito che forse dovevano trovare una soluzione, una piattaforma. Ecco, una piattaforma, mettere tutti d'accordo e trovare i soldi. Alla fine questo per fare la patente a quelli che non riescono a pagarla. Come vedi questo servizio e quello che hai sentito, Cristian? No, ho visto che anche nel nostro territorio sono partiti questi corsi gratuiti di formazione, perché sinceramente la patente costa veramente tantissimo e questo è un atto di lavori che noi italiani non vogliamo più fare. No? E quindi abbiamo anche bisogno di migranti, no? È una cosa che non si parla mai. Quindi ben vengano questi corsi, ma non c'è ricambio di autisti nel territorio, ma questo non è un problema che è nato adesso, è un problema che si trascina da anni. Quindi ben vengano questi corsi di formazione gratuiti, tra l'altro, hanno l'obbligo dopo di tirocinio e tutto quanto, ma penso che siano fondamentali per il territorio, ecco, ma sicuramente il problema è che sono lavori che noi italiani non vogliamo più fare. Ma allora il problema, visto che mancano sempre i soldi, come mai all'improvviso, Alberto, i soldi saltano fuori? Perché ormai il problema è grave. Hanno chiuso la stalla quando i buoi sono scappati. Esattamente. Adesso fai il tirocinio, ma fare la prevenzione prima, prevenire prima che sai che ci sarà questo problema, perché la denatalità c'è, perché i giovani sono sempre pochi e quelli che solo o studiano o non possono fare questi lavori, perché molti sono andati all'estero, perché quello che ha il lavoro se lo tiene duro e quello che non ce l'ha non è che lo puoi mettere a guidare un camion o un mezzo di trasporto, perché non c'è stata la formazione. Invece si doveva fare una formazione a 360 gradi. Cosa dici, Alberto? Ma guarda, i soldi secondo me ci sono sempre stati. Il punto sarebbe farsi tutti quanti un esame di coscienza e capire appunto perché alcuni lavori la gente non li vuole più fare. Ad esempio io lavoro su una zona turistica, lavorare il sabato e la domenica non se ne parla, nessuno vuole più farlo. Le problematiche nel lavoro sono sempre quelle, come adesso la mancanza di autisti, il problema delle patenti, li conosciamo i problemi. Basterebbe solo, appunto, come dici tu, fare prevenzione che costerebbe molto meno e non a trovarsi a risolvere i problemi sempre all'ultimo, sempre a ridosso, quando ormai è troppo tardi, si bisogna correre per risolvere problemi che dopo li risolvi mettendo delle pezze, sostanzialmente. Ma senti Alberto, tu dici non vogliono fare questi lavori. Il problema è che non vogliono neanche essere sfruttati. Perché il problema numero uno, siccome io parlo con queste persone, dicono Mirella, dobbiamo pagarci l'affitto, dobbiamo vivere, e lo stipendio che prendiamo, in base anche a quello che facciamo, non è adeguato. Allora non sono più quei ragazzi che vedevamo nei barconi, sono ragazzi che hanno anche studiato, che hanno diritto al rispetto
della persona, del lavoro che fanno. Io ho avuto una ragazza che non trovava lavoro perché diceva ho bussato a tutto, ho provato a fare la cameriera. Ma cosa vuol dire cameriera? Alzare i materassi alti così, in 20 minuti dobbiamo fare la stanza? Quante stanze dobbiamo fare alla fine? E quello che mi pagano è irrisorio, ma che paga è? Della cameriera o della pulitrice di tutto? Perché poi facciamo di tutto. Ecco, non sono più i giovani di il sacrificio. Ma cosa vuol dire il sacrificio? Il sacrificio vuol dire che devi fare un lavoro, magari anche studiare, che ti sacrifica, però voglio anche essere pagata, perché sappiamo benissimo perché c'è il lavoro nero. Perché non vogliono pagare? È perché nessuno ne parla. Ma perché c'è il lavoro nero? E chi raccoglie nei campi? Chi raccoglie nei campi? Quelle persone, come dice Cristian, che non vogliono lo stipendio ma si accontentano di zero, che dormono per terra, li avete visti, li abbiamo visti. Allora capisci che forse c'è il giovane che sta cercando di cambiare il mondo. Tanto è vero che io darei il voto ai sedicenni. Perché non farli votare? Diamo pure, dico sempre, il patentino li mettiamo nella strada, perché forse il trentenne, il quarantenne, il sessantenne è bravo e capisce la politica e va a votare nella maniera giusta. Eppure in Europa, in vari paesi c'è questa possibilità, da noi no, perché hanno paura. Hanno paura dei giovani e del futuro che loro vorrebbero volere e avere. Cosa dice Alberto? Vale, si ha paura di un cambiamento sicuramente. Tu saresti favorevole al voto ai sedicenni? Beh, sicuramente i giovani hanno delle idee anche rivoluzionarie, ma che possono portare sicuramente a qualcosa di buono. Come dici tu anche nel lavoro, sì, l'equilibrio sta sempre nel mezzo, quindi ovvio c'è chi non vuole lavorare la domenica, le festività, ma bisogna vedere anche chi viene sfruttato, come dici tu, che ti prendono per un lavoro e devi farne altri 50.000 con la stessa paga e magari hai famiglia, hai affitto, hai mutui da pagare, quindi bisogna sempre portare le cose ad un equilibrio, secondo me. Ecco, l'equilibrio, Cristian, dov'è secondo te questo equilibrio? Perché viene fuori sempre queste immagini che non hanno voglia di fare niente, ecco, non hanno voglia di lavorare. Ci sarà un motivo, eppure noi andiamo anche d'estate, specialmente anche adesso, nei ristoranti, troviamo nelle cucine, nei lavori umili, le persone diversamente colorate, chiamiamole così, perché ci sono tutti i colori. Ecco, che servono ai famosi camerieri, sono tutti ragazzi giovani, io vedo solo giovani che fanno questo. Prego. Il problema è il potere d'acquisto e questo è un problema per tutti, giovani o più anziani. Il potere d'acquisto purtroppo è calato, è sceso, che a noi ci dicevano sempre una volta io ho fatto la casa, ho mantenuto la famiglia, adesso non siete più in grado di fare niente. Una volta lavorava una persona sola, con quel poco manteneva la famiglia, manteneva i figli, con 1000 sacrifici, per carità di Dio, 1000 sacrifici, e si riusciva anche a farsi la casetta. Adesso se lavori in due, non hai più potere d'acquisto, fai fatica a pagarti l'affitto e a mantenere la famiglia. Questa è la realtà. I problemi li sappiamo. Lo dice Cristian, io lo dico tutte, ma avete sentito che non è solo la Mirella che con 2 stipendi non ce la fanno arrivare a fine mese? No, non ce la fanno. Cioè, parliamo dei nostri empori, all'interno degli empori, perché tanti dicono, digli che vadano a lavorare. Non è quello il problema, ci sono persone che non hanno perso il lavoro perché hanno bisogno, noi abbiamo sportello il lavoro, li aiutiamo su questo, ma la maggior parte delle famiglie, direi quasi l'80%, sono famiglie che lavorano, che o lavorano in 2 e hanno stipendio basso e hanno affitti troppo alti, oppure ci sono persone che c'è un unico stipendio col potere d'acquisto basso, la moglie non lavora perché non perché non ha voglia, ma perché se ha 4 figli da gestire, magari gli costa di più avere una persona da pagare per guardare i figli che non andare a lavorare. A volte ci sono anche delle donne che non lavorano per motivi di credo, quindi il discorso Islam e altre cose, però la maggior parte delle persone sono persone che lavorano, hanno uno stipendio ma non hanno potere d'acquisto e non ce la fanno, non hanno reddito sociale, perché abbiamo più stranieri rispetto agli italiani all'interno degli empori, a parte che io dico sempre all'interno dei nostri empori, perlomeno nella nostra zona, il 60% chiamiamolo straniero, che dopo anche qui dobbiamo capirci su cosa è. Non so se hai visto la nuova circolare del Ministero su questo, che è da vergognarsi a leggerla. E il 40% sono italiani, sono tutti stranieri. Ma magari fossero tutti stranieri, perché abbiamo più stranieri? Uno, perché non hanno rete sociale.
Noi se abbiamo bisogno, abbiamo necessità, magari abbiamo qualche parente, abbiamo la mamma, lo zio, il fratello, qualcuno che ci aiuta, l'amico che ci aiuta, abbiamo una rete sociale. Lo straniero magari ha più difficoltà su questo, però ecco, togliamoci dalla testa che sono solo stranieri che sono ai banchi solidari e un po' di solidari. Ma soprattutto si parlava proprio ieri anche di casa, queste persone anche che lavorano non riescono a trovare un appartamento. Non solo riesce. Perché ha un costo molto elevato, ma perché non glielo affittano, perché hanno paura di mettere dentro il diverso. Io dico, guardate, non sono tutti delinquenti, sono anche persone per bene, eppure tengono gli appartamenti chiusi piuttosto di affittarlo a queste persone, perché come dice giustamente Alberto, regna la paura, Cristian, la paura del diverso. Attenzione che su questo, che posso anche dare ragione a uno che deve affittare la casa, ne sentiamo di mille colori, ma questa problematica qua c'è anche quando alle spalle della persona, diciamo non italiana, c'è un'associazione o un comune che garantisce l'affittuario. Anche in questo caso, ecco perché stiamo parlando di intolleranza, perché perfino quando abbiamo chi garantisce i pagamenti, garantisce lo stabile, non si trovano gli affitti. Noi italiani non vogliamo affittarli anche quando abbiamo le garanzie. Questo metterei solo un punto di domanda che ognuno rifletta un po' su questo, ecco, perché è da riflettere. È da riflettere, sì. Come ci saluti, Cristian? Pochissimo tempo per salutare, per fare gli auguri di Natale ai nostri tanti telespettatori e telespettatrici. Guarda, tanto buon Natale, buone feste a tutti, ma veramente con il cuore, in modo particolare a tutte quelle migliaia, anzi direi quasi milioni di persone che fanno del volontariato, che io dico sempre un atto di egoismo, perché fa più bene a te che a chi lo riceve, però spero solo che con l'anno nuovo auguro a tutti di farlo con più amore, con più gioia, con più tolleranza, ecco, diciamo così. Veloce Alberto, gli auguri di Natale, velocissimo. Tanti auguri anche da parte mia, soprattutto a tutti i volontari che lavorano in tutta la nazione, sperando di fare più rete, come dice Cristian, che da soli non si va da nessuna parte, quindi tantissimi auguri. E lo diciamo, meno rabbia, ecco, meno più tolleranza. Rabbia e più amore. Grazie a questi ospiti meravigliosi che ho avuto questa mattina, grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pasta con i gamberi. Le profondità marine non ospitano soltanto creature musone e solitarie. Esplorando i fondali con un po' di fortuna, incontrerete animali buffissimi, oltre ai noti gamberi, granchi travestiti da fate, cavallucci brufolosi, calamari con la faccia da cartone animato. Tutti, o quasi, simpatici e colorati. Ingredienti per 4 persone. 320 grammi di paccheri, 200 grammi di gamberi sgusciati, anche surgelati, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, mezzo bicchiere di vino bianco secco, 2 cucchiai di polpa di pomodoro, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, sale, pepe. In una casseruola versate l'olio e lo spicchio di aglio. Tagliate i gamberi a pezzetti, lasciando le code, e tenete da parte. Mettete la casseruola sul fuoco. Fate soffriggere l'aglio che toglierete quando sarà dorato. Versate i gamberi e un po' di prezzemolo. Versate il vino e fate evaporare. Condite con un pizzico di sale, un po' di pepe e la polpa di pomodoro.
Lasciate cuocere con coperchio. In una pentola fate bollire l'acqua salata. Versate la pasta. Scolate i paccheri al dente. Versateli nella casseruola e continuate la cottura per qualche minuto. Aggiungete qualche cucchiaio di acqua della pasta se necessario. Servite subito. Buon appetito!